E con queste bellissime note, con questa musica meravigliosa, io veramente questa settimana forse riusciremo a capire la parola pace, queste firme che verranno fatte, questo rilascio di queste persone ingiustamente rapite da dei criminali, beh, non si può dire altro, si stavano divertendo e poi è successo il finimondo. Io sono convinta invece che i nostri giovani, proprio se riusciranno a investire nella cultura, chi di doveri, i grandi della terra, nella ricerca, nella scienza, forse avremo delle ottime persone. Il problema è che non si riesce a capire dove vogliono arrivare, dove vogliono parare, pensano di vivere 200 anni, 300, di fare quello che vogliono, di essere uno solo che decide. E poi alla fine ci ritroviamo con queste guerre assurde, avete visto cosa succede, poi si deve ricostruire tutto poi alla fine, però si perde la storia, si perdono i valori, le radici, questi bambini, questi diversamente giovani, avete visto questi esodi, non pensavamo di vederli mai più. Speriamo che da questa settimana qualcosa cambi. Pensate, 57 guerre nel mondo ci sono, non una, 57. Noi vediamo quelle vicine, pensate anche in questo momento cosa sta succedendo. Perciò io apro queste mattine con queste musiche bellissime che forse dovrebbe far capire a qualcuno che la musica, soprattutto l'arte, la cultura, dovrebbero cambiare le cose, dovrebbero. Ne parleremo questa mattina e la ringrazio con la professoressa Letizia Mencarini. Grazie professoressa, ordinaria di demografia. Buongiorno e ben arrivata professoressa, grazie. Saluto anche Francesco Beltrame, presidente cooperativa Cose del Po, assieme a Fabio Bolcati, presidente consorzio Pool Service Delta del Po. Parleremo anche di questa meraviglia che abbiamo la fortuna di avere nel nostro paese, questi fiumi meravigliosi, questa acqua. Però purtroppo noi abbiamo anche i PFAS nell'acqua, cioè abbiamo di tutto, ma da che mano? Dell'uomo naturalmente, non della natura, anzi la natura, avete visto, col Covid si pulisce da sola, pensate cosa succede. Allora io inizierei proprio dalla professoressa Mencarini. Professoressa Mencarini, allora questa demografia, questi diversamente giovani, sempre più soli, pochi servizi, specialmente quelli che vivono in posti isolati, pensi che mi ha chiamato una signora di 87 anni qui nel nostro territorio che ha detto: mi sembra di vivere nel terzo mondo, forse nel terzo mondo si vive meglio, non ho servizi, non vedo nessuno mi chiama, sono completamente sola. Cosa vuole dire, professoressa? Cosa sta succedendo? L'ascolto che dovremmo avere per queste figure, perché sono quelli i numeri che abbiamo. Per fortuna ci sono anche dei giovani, pochi, ma li abbiamo, però dobbiamo farli crescere bene, perché saranno loro poi ad accudirci, e se non diamo loro i valori, il rispetto, ecco, la professionalità, cosa faremo? Prego professoressa. Buongiorno a tutti. Beh, la situazione della popolazione italiana è molto chiara, nel senso che rispetto a qualche decennio fa, ovviamente il numero di persone sopra una certa età, di solito convenzionalmente si prende questa soglia dei 65 anni, è molto aumentato. Adesso siamo all'incirca 1 su 4 persone, ma in soli 25 anni arriveremo a oltre 1 su 3. Quindi diciamo che dal punto di vista politico, organizzativo dei territori, questa sarà la realtà. Ovviamente i 65 anni di adesso non sono i 65 anni del passato. La vita si è allungata anche parallelamente la vita in buona salute, e quindi sono gli ultimi anni di vita che sono quelli problematici. I grandi anziani oltre gli 85 anni sono sicuramente persone che hanno bisogno di assistenza, che di solito hanno almeno una patologia o comunque hanno problemi di autonomia e che quindi hanno bisogno di cure. Quale sarà il problema dei prossimi anni, che già si inizia ovviamente a vedere? È che questo numero di persone aumenta, e aumenta non solo in relazione a quei pochi giovani che lei ha detto, che sì, è vero, sono pochi, perché in Italia si fanno pochi figli ormai da 40 anni e quindi il ricambio generazionale è molto scarso. Ma sono tanti gli anziani numericamente per due motivi. Uno, perché c'è stata una sorta di democratizzazione della vecchiaia, e questo ovviamente
è un grande traguardo per l'umanità e anche individuale, cioè il fatto che quasi tutti si arriva a essere più anziani. Pensate che adesso a 65 anni arrivano il 92% delle persone, quindi veramente quasi tutti. Quindi un motivo è questo. L'altro motivo è che stanno piano piano entrando nelle classi più elevate di età coloro che sono nati negli anni 60, nella fine degli anni 50, e quindi sarà questo il destino dei prossimi decenni, che erano i baby boomers, cioè quelli che erano tanti, era un momento favorevole dal punto di vista economico, la fecondità era più alta, e pensate che nel 1964 erano nati più di 1 milione di bambini, quando adesso siamo a 375.000. Quindi è questo, diciamo, il problema da affrontare, che è un problema in parte transitorio, nel senso che i baby boomer sono veramente un rigonfiamento nella nostra struttura per età, che poi piano piano andrà a esaurirsi, ma ci vorranno decenni ovviamente. E dall'altra parte però la realtà della bassa fecondità permane ormai da 40 anni, e quindi questo ricambio generazionale è veramente basso. Nei prossimi anni la popolazione in età lavorativa diminuisce in Italia. Ovviamente si può aumentare facendo lavorare di più chi c'è, in particolare le donne che ancora in Italia non lavorano a pieno regime, diciamo. Dall'altra, lo sappiamo, in questi giorni se ne discute lavorando più a lungo, e questo è un tema molto difficile, perché da una parte sì, è vero che con le migliori condizioni di salute forse ha senso anche lavorare di più. Sappiamo che lavorare dà anche un senso alla vita, che chi va in pensione, a volte alcuni, se si mandano, diciamo, forzatamente le persone in pensione, questo diminuisce la loro qualità della vita. Tuttavia non si può pretendere che tutti lavorino con tutti i lavori in qualsiasi condizione molto più tardi, cioè si dovrebbe trovare un modo anche di un pensionamento più graduale, ovviamente differenziato a secondo dei lavori. È un tema politicamente molto difficile, secondo me. Grazie professoressa Mencarini, soprattutto dopo che avevo collegato proprio la scorsa settimana un ricercatore, il professor Doria, ero collegato con lui da Boston, dove giustamente lui spiegava: qui non c'è problema di età, 80 anni lavorano tranquillamente. Come dice lei, ci sono persone che avrebbero piacere di andare in pensione e ci sono altre persone che avrebbero piacere di continuare a lavorare. Io veramente, guardi professoressa, qui la politica dovrebbe riflettere. Io ho un banco solidale, dottoressa, e ho diversamente giovani, e quello che vedo più depresso è quello che ha perso il lavoro, oppure quello che è andato in pensione, che incontro per strada e che non sa cosa fare, perché non ha veramente non ha nessun hobby, lui lavorava e basta. Non hanno neanche cercato di cercare di dare dei servizi alle persone molto utili, per far capire che il mondo gira sì con il lavoro che dà dignità alla persona, ma anche con altre cose. Ecco, qui si lavora e basta, sempre di più, sempre con più frenesia. I giovani invece stanno pensando diversamente, ragionano diversamente, fortunatamente. Non c'è solo il lavoro per loro, c'è anche la loro vita, il loro tempo. Quello che purtroppo non è stato insegnato ai nostri diversamente giovani. Adesso si ritrovano soli, abbandonati, pensioni bassissime, pochissimi servizi se vivono, come ripeto, su realtà che non offrono questo, e questo mi fa molto male, professoressa, perché vede, io li incontro e quando sento telefonate pensi di un diversamente giovane che ha chiamato, di 94 anni, che è andato a Venezia da solo a protestare contro la guerra, ha detto non riuscivo neppure più a dormire. Queste sono persone che hanno provato, che sanno cos'è la miseria, la fame, che hanno provato la guerra. Ha detto io non ce la facevo più a stare a lei. Ha telefonato, professoressa, io l'ho ringraziato, perché sono persone ancora vive, che hanno ancora forse tanto da dare, più magari anche di qualcun altro. Allora saluto anche Francesco Beltrame, presidente cooperativa Cose del Po, poi sentiremo anche il presidente Bolcati, che si occupa proprio anche del service Delta del Po. Allora,
Presidente Beltrame, quello che veramente vorrei capire cosa si pensa di fare, poi farò un'altra domanda alla professoressa, come si vive nelle grandi città rispetto a dei paesi, non so più dove si vive bene, non l'ho ancora capito, ma soprattutto la natura, questa meraviglia che abbiamo, la fortuna di questo bellissimo paese, non a caso ci chiama un bel paese, però avrebbe bisogno di pulizia, ecco, questi corsi d'acqua, questi porti, questi fiumi. Io ieri sono passata lungo il Piave, quello che ho visto è incredibile, ecco, ci sono veramente alberi, tronchi, di tutto e di più sta crescendo, poi quando c'è siccità vedi tutto. Cos'è la pulizia dei fiumi? Ma si fa il dragare, poi vedremo i fiumi, pulirli, perché ci sono consorzi che dovrebbero anche fare questo. Lei cosa fa e voi cosa fate? Prego, Presidente. Sì, buongiorno, sono Francesco Beltrame, io sono un operatore turistico, rappresento una cooperativa di servizi turistici e didattici nell'area del Delta del Po, quindi Parco del Delta del Po. Quindi la mia e la nostra peculiarità, diciamo, non è quella di pulire, diciamo, ecco, fare interventi di questo tipo. Noi diciamo che vogliamo operare in un ambiente pulito, certo, e quindi siamo, diciamo, all'interno di questo meccanismo, però noi svolgiamo attività diverse, ecco. Il Delta del Po, quindi io vi parlo, diciamo, un po', diciamo, della nostra attività nel Parco del Delta del Po, Parco del Delta del Po Veneto intendo, quindi il Delta attuale, 5 rami del Delta dove noi svolgiamo praticamente tutte le attività turistiche dove è possibile arrivare, quindi bicicletta, in barca, a piedi. Abbiamo la fortuna di vivere in un ambiente che per certi aspetti è incontaminato, ma essendo molto antropizzato, il ruolo dell'uomo poi dopo ha anche delle incongruenze, ecco. Noi svolgiamo, ecco, attività di tipo turistico in aree naturalistiche, ma non solo, anche in aree di carattere culturale, archeologico. Ecco, il Delta del Po è sull'antica linea di costa e quindi nel corso dei secoli si sono succedute delle importanti civiltà, dai Paleoveneti ai Romani, eccetera, che ci dà la possibilità di approfondire argomenti di grande interesse culturale, storico, archeologico. Vede, Presidente Beltrame, io non l'ho invitata a caso e non ho iniziato a caso il discorso con la pulizia, perché se invitavo gli addetti ai lavori sono sicura che avrebbero detto che fanno di tutto e di più, che è pulitissimo, che non c'è problemi. Io invece volevo una persona o delle persone che appunto frequentano questi posti, portano i turisti. E cosa ci dite? Perché il turista, penso che quando decide di fare, o anche le persone, fare queste gite, ecco, queste perlustrazioni con la barca, con la bicicletta, devono trovare un ambiente pulito, ecco, respirare aria sana, vedere cosa trovate, cosa dicono i turisti, professor Beltrame? Perché non mi sembra che sia, indipendentemente da quello che vedremo di questo fiume meraviglioso, quei documentari, ecco, i sceneggiati che vedevamo una volta, vi ricordate che bello? Ecco, cosa è cambiato? Ecco, perché la nebbia non esiste più, o poca, pochissima, fortunatamente. Questi paesaggi che cambiano in continuazione, proprio anche per il cambiamento climatico. Ecco, io voglio capire cosa vedete voi e cosa dicono i turisti. Prego. Sicuramente deve esserci una forte collaborazione tra operatori, tra enti, tra istituzioni, perché si possa fare turismo nel Delta del Po, e quindi anche il discorso della pulizia è ovviamente non secondario, è importante. Sono sorte negli ultimi anni delle associazioni nel territorio del Delta del Po, quindi di queste molto importanti, Plastic Free per esempio, ma ce ne sono molte altre anche, ecco, che operano in collaborazione anche con noi per mantenere pulito l'ambiente. Facciamo delle attività importanti con le scuole, anche in collaborazione con il WWF, e dove vengono date dei importanti dei segnali, diciamo, ecco, delle
delle indicazioni, dei modus operandi in sostanza che devono entrare un po' nella nostra cultura. Ecco, forse noi facciamo parte di una cultura che non ha ancora non ha ancora per propria storia, ecco, perché io poi sono anch'io uno del 64, quindi sono un baby boomer, ecco, alla fine. E mi rendo conto che sono vissuto in un periodo in cui non c'era particolare sensibilità a questi argomenti. Non è più tempo di questo. Viviamo in un mondo moderno in cui l'ambiente deve necessariamente avere un ruolo di grande importanza, un ruolo prioritario, ecco, nella nostra vita. E quindi inculcare nelle scuole, nei giovani, addirittura nei bambini, ecco, questa sensibilità, ecco, all'ambiente, alla pulizia, anche nelle piccole cose quotidiane, diventa strategico, è importante, direi fondamentale per noi e anche per il nostro lavoro e per il lavoro di quegli stessi bambini e ragazzi che un domani vorranno investire il proprio tempo in questa attività, nel turismo del territorio. Molto chiaro, la ringrazio Beltrame. Abbiamo Rinaldo in linea, poi andiamo dal presidente Bolcati. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire alla professoressa, quello che riguarda il lavoro, va bene, il lavoro non c'è più quello di una volta, non si lavorare, è un gioco adesso. Una volta si faceva tutto a mano, scaricavamo 250 quintali di patate, che se mille sacchi di patate, tutto a mano, scaricati, messi su una carriola e portati in deposito. Adesso i lavori, mi fa da ridere, li può andare in pensione a 80-90 anni, perché non fa niente, non spreca energie, a parte quelle del Sardegno, chi che ora. Ma una volta si lavorava tutto a mano, arrivava i burci di piede, con 2-3 piede, scaricava a mano, proprio dal Cile veniva, Mirella, e scaricava tutto a mano. I farinati, il sacco di farina da un quintale, 100 quintali di farina è appaiata a 1 metro, 1,20 metri dal trasto a smontare. Non c'è più chi lavora. I può andare in pensione sì, ma uno che lavora a 50 anni di un mestiere come quello che ho fatto a 60, ma dove vuoi andare? Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché vedi che ho tanti ospiti e dobbiamo sentire anche loro. Sei stato chiaro, grazie. Allora andiamo dalla professoressa Mencarini, poi ritorneremo dal presidente Bolcati. Allora, come risponde al nostro telespettatore, professoressa, ma soprattutto i servizi alla persona? Lei è collegata con noi da Milano, vorrei capire appunto come si vive nelle grandi città o si vive male dappertutto, per diversamente giovane se non ha un supporto anche politico, che sono i servizi che danno, ad esempio i servizi sociali a queste persone. Per fortuna c'è il mondo del volontariato, come ha detto Beltrame, che mette le pezze dappertutto, anche nella solitudine e anche nella pulizia. Avete sentito chi è che fa questo? Allora prego professoressa. Per la verità, quello che sembra più importante dai nostri studi all'età anziana sono le relazioni. Ovviamente l'assistenza, quella l'abbiamo detto, l'assistenza sanitaria, l'assistenza quotidiana è qualcosa che va messa in programmazione sempre di più e va anche inventata in maniera diversa, cioè non è pensabile che il futuro sia quello di un'assistenza con le badanti 1 a 1 o di, diciamo, solitudine, perché non ci sono neanche i numeri per fare questo tipo di assistenza. Tuttavia le relazioni sono molto importanti e in Italia quello che ancora, diciamo, fa la differenza individualmente sono le relazioni familiari, soprattutto. Cioè è la famiglia che è quella che si occupa degli anziani, è la famiglia che crea le condizioni per una buona vecchiaia, oppure le relazioni che uno ha creato. Quindi noi sappiamo ad esempio che chi non ha figli di solito ha una rete amicale molto più solida di chi ha figli, diciamo conta meno nella famiglia ma conta più sugli amici. Questa è una situazione sicuramente molto diversa da altri paesi del mondo. Se pensiamo ai paesi scandinavi, appena succede qualcosa sicuramente c'è subito una rete di servizi molto efficienti che interviene
e sarebbe ovviamente auspicabile che potesse essere creata anche in Italia, però come ho detto prima, con i numeri che abbiamo davanti è un investimento molto grosso e è una decisione politica da fare. Per quanto riguarda la differenza tra diciamo città e aree più piccole, più sparse, io penso che la qualità della vita dipenda da tante cose, quindi ci sono i pro e i contro in tutto. Sicuramente la città è un ambiente più difficile per gli anziani, un ambiente dove è più difficile avere delle relazioni, è più difficile spostarsi ad esempio a una certa età. Però quello che fa la differenza appunto è con chi abbiamo a che fare, cioè che tipo di relazione abbiamo e che tipo di assistenza abbiamo. Possiamo vivere bene anche in città se c'è tutto questo. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao, buongiorno. Volevo fare una domanda al signor Beltrame, quello che appena parlava in collegamento, no? Perché mi pare che sia, come dire, una persona interessante per l'argomento. Nella parte iniziale del suo intervento richiama anche il ricordo dell'opera dell'uomo sul delta e sul Polesine, no? La città, i Paleoveneti, gli Etruschi romani, cioè per dire in sintesi a ricordare il ruolo importante e fondamentale che ha avuto la città di Adria, gli adriesi e gli abitanti del Polesine nel bonificare, creare raginature, eccetera, eccetera. Arrivo dunque a fare una domanda, signor Beltrame. Lo stemma della provincia di Rovigo, cioè del Polesine, per quello che mi è sempre visto, è formato da uno stemma con due parti. In una parte richiama gli Estensi e Ferrara, dall'altra parte richiama Venezia. Sicuramente due soggetti storici importantissimi per il Polesine, per esempio il delta del Po attuale è sta Venezia a crearlo col taglio di Po, no? Però per quello che vedo mi è completamente assente la presenza almeno simbolica di Adria, che è la città, come dire, il soggetto storico che ha creato il Polesine. Per me è un assurdo che nello stemma che riguarda il Polesine e i polesani manca Adria. Lo stemma dovrebbe essere, e chiudo, una sintesi sintetica della storia e della nostra terra. Per me è assurdo che sia completamente assente Adria. Chiedo al signor Beltrame se anche lui ritiene giusto quello che ho appena detto, e per fare, come dire, una richiesta che lo stemma del Polesine venga aggiornato, migliorato, e che assieme agli Estensi, Ferrara e a Venezia sia presente anche Adria, che resta l'unico periodo nel quale i polesani era loro a decidere per il Polesine. Grazie Mirella, ciao. Allora, prima di far rispondere al nostro Vladimiro da Rovigo, andiamo a vedere questo parco Delta del Po e poi lo commentiamo con i due ospiti. Andiamo prima da Fabio Biolcati, così sentiamo anche il presidente Biolcati, e poi risponderà anche Francesco Beltrame. Andiamo a vedere. Il parco del Delta del Po sarà ancora riserva di biosfera nell'ambito del programma MAB UNESCO. A 10 anni dall'assegnazione del prestigioso riconoscimento sono stati presentati i documenti per il rinnovo del titolo per un altro decennio. Siamo in approvazione, però abbiamo predisposto tutta la documentazione che ha praticamente dato una visione di quello che è stato fatto negli ultimi 10 anni, di come si sono compenetrate l'attività dell'uomo all'interno del territorio e la natura, ma soprattutto abbiamo presentato l'evoluzione, che è il nuovo piano strategico per il nostro territorio, che andrà praticamente a mettere dei punti, dei paletti fissi di cosa vogliamo nei prossimi 10 anni. Quindi più rispetto per il territorio, una maggiore economia, ma soprattutto una maggior consapevolezza delle persone che vivono nel nostro territorio di quanto importante sia il rispetto del territorio stesso. Il Parco del Delta del Po si inserisce in un circuito di 5 parchi regionali che hanno il doppio intento di preservare e valorizzare il territorio, realtà uniche e ricche di biodiversità. Siamo sicuramente una delle regioni che può offrire la maggiore vastità e varietà di scenari. Andiamo dalle Dolomiti d'Ampezzo, arrivando al nostro parco del fiume Sile di Treviso, il più lungo fiume di risorgiva, acque limpidissime e meravigliose con i suoi burci che arrivano fino al mare Adriatico e alla città di Venezia. Scendiamo nel cuore della nostra regione con il parco dei Colli Euganei, arriviamo qua nel nostro meraviglioso Delta del Po e poi i monti della Lessinia con i propri giacimenti paleontologici e dei musei che raccontano la storia dell'evoluzione del nostro pianeta come in nessun altro luogo.
Io direi all'assessore Corazzari di stare attento a dire acque limpide, purissime, perché hanno fatto le analisi sul SIDE e sono a mettersi le mani nei capelli. Io capisco che dovete promuovere, però bisogna anche stare attenti quando si parla, specialmente se si ricopre un ruolo così importante, visto le analisi che sono state fatte. Ma andiamo avanti. Allora, Presidente Biolcati, come commenta queste immagini bellissime, ecco, questo paesaggio che fortunatamente abbiamo a portata di mano, però lo si conosce poco, si vede poco, ecco, anche qua le amministrazioni dovrebbero fare di più, ecco, portare anche diversamente giovani a vedere magari questi posti bellissimi dove hanno dei ricordi, anche dei telefilm. No, si lasciano là pochissime gite. Andiamo a vedere, sentire cosa dice il Presidente Biolcati. Prego, Presidente. Buongiorno a tutti intanto. Ma lei ha colto nel segno, perché effettivamente una delle nostre principali funzioni, io rappresento un consorzio di imprese turistiche, siamo 35 soci del Delta del Po, imprese turistiche diversificate, non ci sono solo albergatori, ristoratori, ma tutta la rete di interesse del turismo del Delta del Po che si è coniugata in una esperienza per fare sinergia. Ecco, uno dei nostri principali obiettivi che stiamo curando con particolare attenzione, facendo comunque riferimento agli enti istituzionali che hanno questo ruolo, cioè quelli che si incaricano di fare uso un termine tecnico ma è facilmente intuibile, si chiama promo-commercializzazione. Sostanzialmente significa promuovere il territorio affinché possa essere visitato da un numero sempre maggiore di persone che non sono solo turisti in senso stretto, ma che sono anche persone che hanno interessi particolari. Nell'argomento di stamattina mi sembra di capire che c'è una particolare categoria di persone che possono essere interessate alla visitazione del nostro territorio. Ecco, noi focalizziamo le nostre energie cercando di coordinarci con gli enti preposti affinché queste persone possano vivere delle esperienze e delle emozioni. Uso questi termini perché sono ormai diventati il fil rouge della nostra attività e non si vende più turismo semplificato, ma si vende un turismo specifico che valuta quelle che sono le categorie più interessate al territorio, cercando appunto di promuovere quelle esperienze e quelle emozioni che possono essere apprezzate. Questa è la nostra attività, un'attività complessa che però è l'attività del futuro del nostro settore. Molto chiaro, grazie Presidente. Andiamo da Leone Trebaselle, che poi andiamo da Beltrame che risponderà al nostro Vladimiro da Rovigo. Vai Leone. Ciao ragazzi e saluto i tuoi ospiti. Allora, per il Po, il Delta del Po, si è pensato che l'acqua del mare sta salendo e succederà che il Po non potrà più defluire sul mare Adriatico. Cioè, ieri sera ho visto una trasmissione che si parlava di questi astronauti che vanno per aria e vedono che la Terra si sta inquinando molto, ma questi che mandano queste sonde per aria, questi satelliti, lo sanno che stanno inquinando il pianeta. Grazie, Poi per la bassa natalità ho visto l'Università di Napoli ha fatto una ricerca che la plastica nel corpo umano abbassa la fertilità di noi umani. Ciao Mirella, grazie. Grazie, addirittura ti ricordi quel medico che ho avuto poco tempo fa che ha detto ormai hanno fatto veramente delle analisi, abbiamo la plastica nel cervello, hanno trovato questa cosa purtroppo anche nel nostro cervello, sono test anche molto attendibili. Allora sentiamo Beltrame, il Presidente Beltrame che risponderà al nostro Vladimiro e poi andiamo dalla professoressa Mencarini. Prego Presidente Beltrame. Sì, rispondo velocemente, nel senso che il signore che ha fatto quell'intervento è molto attento, però ecco, la città di Adria, nessuno vuole togliere l'importanza di Adria al territorio del Delta del Po, ma Adria ha una storia completamente diversa del Delta del Po, ecco, dalla formazione del Delta del Po. La storia di Adria si incentra, diciamo, sul periodo etrusco, quindi stiamo parlando di molti secoli fa. Invece lo stemma di Rovigo, la bonifica, è molto più recente, stiamo parlando del
del 1700, ecco, quindi il fatto di poter aggiungere un riferimento di Adria a uno stemma di una città come Rovigo, diciamo, è inappropriato, direi, ecco. Fermo restando che nel delta l'importanza di Adria è cruciale dal punto di vista turistico, sicuramente, perché abbiamo ad Adria a parte del centro storico, ma un grande museo, un museo archeologico nazionale, che appunto riprende e illustra tutta la storia di Adria antica, quindi un'antica città portuale del VII secolo a.C., appunto, che però ha una storia diversa dal delta del Po, ecco. La bonifica non è da attribuirsi ad Adria, bonifica del territorio, da attribuirsi sicuramente con il taglio di Portoviro del 1604 ad opera della regione Veneto, e quindi, diciamo, sono due storie diverse e poco compatibili, diciamo, ecco, dal punto di vista temporale. Molto chiaro. Adesso devo andare in pubblicità e poi vedremo un filmato e poi andremo dalla professoressa Mencarini. Pubblicità. Il calo demografico previsto dalle proiezioni per i prossimi anni prevede che fra 10 anni in FVG quasi 10.000 persone in meno saranno in età lavorativa, quindi il futuro di alcuni settori come il mercato immobiliare, dei trasporti, della moda e del turismo potrebbero andare in crisi. Se alla recessione demografica aggiungiamo l'instabilità geopolitica, i dazi, la transizione energetica e quella digitale, nei prossimi anni anche le imprese del Friuli Venezia Giulia sono destinate a subire dei contraccolpi spaventosi. All'inizio del 2025 questa fascia demografica contava poco meno di 738.000 persone, nel 2035 si prevede che la platea scenderà a quasi 688.000. È evidente che tutto questo avrà delle conseguenze negative anche sulla crescita economica. Ecco perché è necessario che a livello europeo si cominci a discutere di un nuovo piano di aiuti e di ripresa, un nuovo Next Generation, questa volta però dedicato rigorosamente al mondo del lavoro. Con un numero sempre più ridotto di giovani e un consistente gruppo di baby boomer prossimi all'uscita dal mercato del lavoro per raggiunti limiti d'età, il nostro paese rischia lo spopolamento della corte anagrafica potenzialmente occupabile. Allora, professoressa Mencarini, adesso le do la parola perché dopo lei ci deve lasciare, come giustamente alle 10 deve andare via, però volevo chiederle questo. Io nella seconda parte avrò Narciso Del Rosso, che è presidente pensionati Coldiretti di Treviso, e parleremo del cambiamento generazionale anche nelle aziende agricole. Il problema è che non ci sono i numeri, non li abbiamo, è inutile che ce la giriamo, e soprattutto, specialmente qua nel mio territorio, non so da lei in Lombardia come funziona, ma qua è diverso, non è visto per niente bene. Ecco, hanno paura, specialmente i diversamente giovani. Ecco, adesso ci sono i colori dei cartellini quando arrivano queste persone, se non hanno le carte a posto e voglia di farli uscire, a farli lavorare, pure un cambiamento ci deve stare, non possiamo continuare così. E cos'è la paura? Anche specialmente nella persona diversamente giovane. Io le vedo molto impaurite, forse questo isolamento ha portato a questo, questi non servizi, non farli partecipare a quello che gli arrivano a 100 anni, ma bisogna vedere come arrivano, poveretti, se non hanno il supporto familiare, ecco, dei servizi alle persone. Prego, professoressa Mencarini. Ma allora, io penso che il catastrofismo non aiuti nessuno, nel senso, i numeri sono quelli che sono stati detti anche nel servizio e sicuramente c'è una contrazione forte della popolazione in età lavorativa ovunque in Italia. Questa è la realtà da affrontare. Io penso che il bisogno aguzza l'ingegno, è sempre stato così nella storia dell'umanità e bisogna, come dire, agire verso questo. Come ha detto, non mi ricordo chi, ma poco prima, anche il mondo del lavoro comunque è cambiato, cioè si può aumentare la produttività delle persone che lavorano in maniera diversa e quindi farle sicuramente produrre di più lavorando in meno persone. Si possono far lavorare di più le donne, in questo in Italia sicuramente c'è molto margine.
L'altra cosa sicuramente è accettare che venga manodopera dall'estero e che sia integrata all'interno della nostra società, perché se non c'è integrazione piena sicuramente quei lavoratori poi possono divenire un problema. Solo se c'è un'integrazione nella vita della società di queste persone che fanno famiglie e vivono nel territorio, questo è pienamente, diciamo, produttivo. I decenni futuri non sono decenni facili dal punto di vista dello squilibrio intergenerazionale, tuttavia questa è la realtà e questa è la realtà che va affrontata al meglio, credo senza piangersi addosso, e non credo sinceramente che ci possano essere grandi aiuti a livello europeo, perché è vero che l'Italia è messa peggio di altri paesi e è messa peggio di altri paesi come ad esempio la Francia, semplicemente perché ha fatto meno figli negli ultimi 40 anni della Francia e quindi lo squilibrio intergenerazionale è più grave. Però tutti i paesi diciamo ricchi o sviluppati stanno andando verso un progressivo invecchiamento, quindi questa è la realtà del mondo, il mondo sta cambiando e ci sono degli squilibri anche demografici, invece ci sono aree del mondo dove il surplus e la disponibilità di manodopera e di giovani è sicuramente addirittura in eccedenza. Vede, professoressa Mencarini, poi la saluto. Lei dice non si fa catastrofismo, invece lo faccio tutte le mattine perché mi sembra che forse qualcuno non ha sentito, e sono anni che diciamo queste cose, ma sono anni che non vediamo risultati. Allora si spera che usando questi termini qualcuno si svegli, professoressa, perché io ho persone che stanno aspettando di entrare nelle strutture e non ci sono strutture, ma se anche le avessimo non abbiamo il personale, come giustamente dice lei, adeguato, e non si può mettere uno a uno per accudire queste persone, non li abbiamo proprio. Il problema è che questi come vivranno? Lei ha detto dei congiuntivi, ha usato congiuntivi in futuro, ma per arrivare al futuro come li faremo vivere, professore? È quello che mi preoccupa. Allora io sono molto catastrofista, glielo dico proprio sinceramente, perché è un banco solidale, li vedo e ogni anno andiamo peggio, sempre più numeri di diversamente giovani che non hanno neppure i soldi per prendersi il caffè, professoressa, e vengono a prendersi per fortuna il caffè da queste associazioni di volontariato che sono nate nel nostro paese, ma se no con le pensioni che hanno non riescono neppure a curarsi, professoressa. E poi lei mi dice che non bisogna fare catastrofismo. No, di più io voglio fare, perché devono svegliarsi, non si può continuare, anche perché sono fragili, professoressa, sono indifesi, sono fragili e nessuno li difende, e allora dobbiamo farlo noi, professoressa, unendo le forze, facendo capire alla politica che deve investire su di loro, devi investire però, perché parole ne abbiamo sentito a iosa, promesse a iosa, poi alla fine io mi ritrovo di averne sempre di più che vengono al banco solidale e dobbiamo andarli a prendere perché non hanno neppure l'ascensore a volte, perciò dobbiamo andare a prenderli, portarli, grazie anche alla Croce Rossa e altre realtà, per portarli fuori un pochino. Capisce come siamo messi, professoressa? Io non so in Lombardia, ma qui funziona così. Io la ringrazio, professoressa, grazie veramente anche per i numeri che ha dato e buon lavoro veramente. Adesso andiamo a sentire anche cosa dice appunto Francesco Beltrame, presidente di questa cooperativa Cose del Po. Questi diversamente giovani vogliamo portarli più fuori, dobbiamo unire le forze, tante associazioni di volontariato, ma io li vedo molto chiusi, molto soli. Quando fare una gita per loro è toccare il mondo. Pensi che domenica andremo in Val di Resia a vedere il paese degli Arottini, perché ho avuto la fortuna di avere ospiti questi diversamente giovani, il presidente di questa società per anziani, e hanno già fatto 3 corriere, cioè non so, vogliono venire via tutti, vogliono uscire tutti e non sono cinquantenni, glielo posso assicurare, anche con tante patologie, però staccare la spina, ecco, forse potremmo fare di più, dovremmo mettersi anche voi con queste bellissime possibilità che potete dare, con questi fiumi meravigliosi, non so, capisco che adesso arriva l'autunno, però vedete
vedete che a fine ottobre vengono via e non se ne fregano del freddo e di tutto quello che hanno. Cosa dice Beltrame? A chi dobbiamo rivolgersi? Dice che dobbiamo urlare sempre di più per far capire alla politica che diventeranno anche loro, ecco, capisco che possono pagarsi le badanti a 5.000 euro al giorno visto gli stipendi che hanno, però sono quelli che investono meno. Ecco, cosa investire anche nel turismo, anche per la terza età, per la quarta età fra poco? Prego. Sono d'accordo con lei, è una fascia importante, al di là del fatto che è utile e necessario, diciamo, ecco, fare delle proposte turistiche per questa fascia d'età, perché comunque è una parte importante della nostra società. Per quel che ci riguarda, noi abbiamo delle importanti collaborazioni con università popolari, Hauser, abbiamo un bacino d'utenza, diciamo, praticamente su tutto il Veneto, ecco, quindi abbiamo diversi gruppi che ogni anno ci contattano e approvano uno dei nostri programmi e vengono giù a trovarci a Delta del Po. Questi gruppi in genere vengono giù con pullman, quindi 1 o 2 pullman ogni volta, e proponiamo loro una serie di attività, ovviamente alla portata della loro età, ecco, che consente di scoprire in armonia con il territorio, scoprire quindi facciamo escursioni in barca, escursioni a piedi, ecco. Ecco, cosa dicono queste persone che lei vede? Ecco, come vivono queste giornate, Presidente Beltrame? In maniera molto entusiasta, vediamo un gruppo molto unito in genere, a parte che sono sempre comunque dei gruppi precostituiti, quindi già si conoscono in precedenza, ecco, non vengono, diciamo, isolati, ecco, sono coordinati, quindi sono gruppi di amici spesso, ecco. Quando vengono da noi hanno voglia di uscire, hanno voglia di visitare, sono molto attenti a quello che vedono, non sono quasi mai impreparati, quindi spesso si documentano prima. Il rapporto con le nostre guide è molto vivo quando incontriamo questi gruppi, ecco, non vengono portati giù, ecco, così per la gita della domenica, ecco, sono molto consapevoli, ecco, siamo molto contenti, ecco, di collaborare con queste associazioni. Se voi siete contenti, pensate a loro, poi avete sentito cosa ha detto, sono entusiasti. Vi farò vedere, perché farò le immagini di questa gita che faremo, vedremo il paese degli Arrotini, perciò questo nome che a loro piace molto. Pensate, tutti vogliono venire via, non so, è una cosa grande. Andiamo a vedere, grazie veramente Presidente Beltrame, andiamo a vedere, andiamo a Trieste, adesso vi porto a Trieste, Pulizia, Fondali, Ponte Rosso, e poi salutiamo anche il Presidente Biolcatti. Sotto le acque quiete del canale di Ponte Rosso, un piccolo mondo sommerso fatto di oggetti dimenticati e scarti del quotidiano è stato portato in superficie. Proprio lì, infatti, ieri mattina oltre 80 tra subacquei, apneisti e volontari hanno dato il via alla quinta edizione della Barcolana Sea Project, con la tradizionale pulizia dei fondali organizzata dall'associazione ambientalista L'Altra Italia Ambiente di Trieste. Per ora i partecipanti hanno lavorato fianco a fianco, sollevando dal fondo un campionario di rifiuti tanto vario quanto sconcertante. Dai classici pneumatici, sedie e cestini, anche cartelli, bottiglie e teloni di plastica, persino una macchina da scrivere. Oggetti, in particolare idee orso dei locali della zona, trascinati dal vento o gettati incautamente, che raccontano una quotidianità distratta e una convivenza difficile tra chi non ha a cuore l'attenzione per l'ambiente e il suo mare. Le operazioni si sono concentrate nel tratto di canale più vicino al mare, tra il Ponte Curto e il Ponte Verde, dove i rifiuti si accumulano con maggiore frequenza. L'intervento è avvenuto con il supporto tecnico di Acegas, APS e AMGA per il conferimento dei materiali e dei pompieri volontari di Trieste presenti con un mezzo antincendio. L'iniziativa, patrocinata dal comitato regionale FIPSAS FVG, ha coinvolto numerosi circoli e club subacquei, dal Subsea Club Trieste al Circolo Sommozzatori Trieste, da Deep Blue a Triblu, in una rete di collaborazione che ha trasformato la pulizia del canale in un gesto collettivo di responsabilità ambientale. Prima di scendere in acqua, i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio in memoria del giovane apneista triestino recentemente scomparso in mare. Un tributo che ha dato un tono più profondo all'intera giornata, ricordando quanto il legame con il mare per Trieste sia insieme naturale e sacro. Tra i riflessi dell'acqua e le mani che sollevano i detriti è riemersa anche la consapevolezza che la cura dell'ambiente marino non può essere un gesto isolato. Ogni immersione, ogni sacco riempito, ogni oggetto riportato a galla è un piccolo passo verso una città più pulita e un mare che possa davvero restituire la bellezza che gli appartiene.
A proposito di acque limpidissime e purissime, Assessore Corazzari. Allora andiamo a sentire come ci saluta il Presidente appunto Biolcati, ecco, dopo questi servizi, e siamo anche questi noi, non è che dobbiamo girarci dall'altra parte, siamo anche questi, popolo laborioso, meraviglioso, però tra questi ci sono anche quelli che fanno queste cose. E guardate che non sono i bambini, i ragazzini, proprio no. Ma... Allora, Presidente Biolcati, come ci saluta? Ma vi saluto dicendo che il periodo che stiamo attraversando, l'abbiamo sentito prima, è sicuramente uno dei più complessi che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni. Noi siamo consapevoli che dobbiamo rimanere allineati per quanto riguarda le nostre peculiarità in termini di natura economica, perché comunque rappresentiamo anche noi la società per questo aspetto. Dobbiamo rimanere allineati a quelle che sono le evoluzioni, perché è fondamentale non essere distanti da come il mondo si sta evolvendo. Lo stiamo facendo consapevoli che c'è bisogno comunque di mantenere un profilo di controllo e anche di qualità della vita che non vada a scontrarsi con quelle che sono le esigenze naturali di tutte le persone. Lo facciamo nel nostro settore cercando di migliorare la fruibilità delle nostre aziende attraverso i servizi che facciamo, con la massima attenzione anche a quel settore che stamattina avete particolarmente toccato in termini di fruibilità dei servizi, perché rappresenta, come diceva prima Beltrame, una delle fasce più importanti della società, per cui merita tutta l'attenzione del caso. Grazie, veramente grazie anche a Fabio Biolcati, Presidente Consorzio Pool Service Delta del Po, grazie a Francesco Beltrame, Presidente Cooperativa Cose del Po, di essere stati con noi. Pubblicità. Subito Narciso De Rosso, Presidente Pensionati Coldiretti Treviso, questo cambiamento generazionale nelle aziende agricole. Grazie Presidente De Rosso. Allora, cosa ci racconta e cosa vuole dire? Prego. Buongiorno, intanto grazie per l'invito e a parlare di un tema che considero importante per il futuro del nostro territorio, il ricambio generazionale. Oggi in Italia, li do alcuni numeri, li leggo perché è logico che anche l'anzianità si perde qualche colpo. Oggi in Italia oltre la metà degli imprenditori agricoli ha più di 60 anni, mentre meno del 10% è under 40enni. L'età media di chi lavora la terra supera i 63 anni. Sono numeri che ci fanno capire quanto sia urgente favorire l'ingresso dei giovani nel settore agricolo se vogliamo garantire continuità, innovazione e sostenibilità, che io ci tengo di prima persona a questa cosa. Come che ho detto prima, la terra deve servire per la comunità, non deve essere un accumulo di denaro, come che oggi praticamente abbiamo perso un po' l'identità di piccoli coltivatori. Ormai è quasi industrializzata e gente di poco scrupolo ce l'ha anche tolta, nel senso che ormai grosse aziende, addirittura non aziende ma multinazionali, ci stanno sopraffando. Ma questo è dovuto a cosa, Presidente? Che c'è un motivo se sono riusciti a fare questo? Vuol dire che chi lavorava non aveva più un supporto anche economico per esistere, perché lavorare per appena sopravvivere anche no, dico io, perciò se viene questa multinazionale e mi offre dei quattrini importanti, come ha detto anche Leone a proposito di fotovoltaico sui terreni, io do la mia azienda perché sto vedendo che non ce la faccio più, perché sai, essere eroi in Italia poi ti danno a patacca d'argento, ti mettono a patacca e sei un eroe, e allora, patacca però. Noi però c'è anche qualcosa di positivo.
e lo dico apertamente, noi, la nostra zona, siamo fortunati, nel senso che giovani ce ne sono tornati. Perché? Perché hanno la certezza del prosecco. E le nostre aziende, io ho dei numeri anche su quello, nella provincia di Treviso, oggi oltre 850 aziende agricole sono guidate dai 35 anni, di una rete regionale che in Veneto conta più di 3.600 imprese giovanili, circa il 6% del totale. Non sono tanti numeri, però già c'è qualcosa che si sveglia. C'è un cambiamento. C'è un cambiamento, e il cambiamento, come che ho detto prima, bisogna darle certezze. Se non potevo mi assorbeva prosecco, Presidente, mangeremo anche foglie e prosecco. Lo so, l'altro giorno sono andato a Rovigo per la questione seminativi. Purtroppo là c'è una cosa che veramente abbandona, perché non c'è più reddito. Quando che il frumento te lo pagano a 20-21 euro perché arriva qua a quei prezzi e ti costa 30-35 farlo venire, è logico che un giovane non può prendere l'iniziativa. Ecco, ma questo servirebbe dei nuovi, ci sono anche incentivi, c'è la PAC, c'è quello là, però non bastano. Secondo me per invogliare ancora i giovani bisogna dare un qualcosa in più, anche perché la terra, tutti mangiamo da quella. Ah sì. Non si sa cosa mangiamo però, Presidente, al momento, non è che sia chiaro quello che riusciamo a mangiare. Purtroppo bisogna vedere quali terra e che prodotti prendi. Purtroppo l'Italia, io dico l'Italia è al primo posto, diciamo, per la sostenibilità. E lo dico apertamente, perché noi cerchiamo di intanto rispettare l'ambiente, automaticamente rispetto anche le persone. Allora andiamo a vedere proprio questa manifestazione della Coldiretti di Rovigo, andiamo a vedere questa manifestazione e poi la commentiamo. Basta trafficanti di grano, salviamo il nostro futuro, avanti le bandiere! Più di 1500 agricoltori da tutto il Veneto, tra loro anche 350 padovani in piazza a Rovigo per fermare l'avanzata del grano straniero nel mercato italiano. Un fenomeno che ha portato ad un crollo delle quotazioni. Noi non possiamo accettare che i prezzi delle nostre merci siano così sviliti, c'è una competizione, una concorrenza spaventosa soprattutto di prodotto che proviene dall'estero, soprattutto il prodotto canadese, e questo è un grandissimo paradosso perché anche nelle borse merci, lo stiamo vedendo in questi giorni, il prodotto canadese è quotato 5 euro in più del nostro prodotto, del nostro grano italiano. Questa è una cosa che per noi è inammissibile. Siamo qui oggi in migliaia a far sentire la nostra voce, a portare le nostre proposte. Saremo in visita dal prefetto per portare tutta una serie di proposte e di iniziative che vogliono cercare di superare questa situazione di stallo. Maggiori controlli, maggior attenzione anche alle entrate e ai porti per quanto riguarda i nostri prodotti. Manifestazioni simultanee in tutta Italia per sottolineare come, nonostante gli aumenti generalizzati dei prodotti, ai produttori agricoli non siano arrivati maggiori guadagni. Un chilo di pasta oggi si aggira attorno ai 2 euro al chilo, ma agli agricoltori viene corrisposto appena 28 centesimi al chilo per il grano. Le speculazioni, gli accordi commerciali e purtroppo anche gli andamenti climatici stanno compromettendo questo settore. Chiediamo risposte concrete, chiediamo delle soluzioni come quelle che proporremo oggi al prefetto attraverso la funzione del governo per dare delle risposte urgenti ai nostri cerealicoltori, che sono i produttori di materia prima per filiere importantissime anche per il nostro territorio, dalla zootecnia da carne a quella da latte. Andiamo a vedere anche cosa dicono questi giovani della Coldiretti a Bruxelles, andiamo a sentire.
La protesta degli agricoltori sotto le finestre della Commissione europea a Bruxelles contro i tagli alla politica agricola comune e alle nuove misure che a loro dire non definiscono chiaramente i capitoli di spesa in agricoltura. C'era anche una folta delegazione veneta alla protesta di Coldiretti contro Ursula von der Leyen con lo slogan Wonderland, una terra governata dalla burocrazia. Non vogliamo un'Europa di Wonderland, perché con il fondo unico, con la burocrazia che riempie le nostre aziende, non riusciamo ad andare avanti. Non riusciamo a sostenerci, il reddito degli agricoltori, soprattutto dei giovani agricoltori, non è più sostenibile e questo non ci permette di investire, e se non ci permette di investire come agricoltori è un problema anche per il cibo, non ci permette di creare un cibo di qualità, un cibo sano e anche di sostenere il territorio. Sullo sfondo della protesta si stagliano anche i dazi americani annunciati da Trump. Se a questo si aggiungono poi le politiche della Commissione europea, verrebbe a mancare il sostegno alle imprese agricole, soprattutto a quelle create dai giovani, come ha spiegato il referente di Coldiretti Giovani Veneto, il trevigiano Marco De Zotti. Siamo qui per chiedere un maggiore ascolto rispetto a quelle che sono le strategie che l'Europa sta attuando. Domani verrà presentato un documento dove la volontà è quella di andare a inserire il fondo che era destinato all'agricoltura in un fondo unico comune, quindi con minore priorità rispetto al nostro settore. Siamo qui per chiedere a loro un maggiore ascolto rispetto a quelle che sono le strategie da attuare. I giovani agricoltori sono arrivati da tutto il Veneto, il messaggio consegnato all'Europa è chiaro: questa istituzione oggi penalizza proprio le nuove generazioni. Allora, quello che volevo capire con Narciso Del Rosso, presidente pensionati Coldiretti Treviso, è che questi giovani si muovono, però se non diamo loro le risposte, cioè non è che questi qua aspettino che qualcuno si svegli, e mi sembra che in Europa abbiamo anche i nostri parlamentari, o sbaglio Presidente? Ecco, abbiamo dei nostri parlamentari, però non sappiamo mai cosa fanno, perché danno sempre la colpa all'Europa, ma all'Europa ci siamo anche noi con i nostri rappresentanti che dovrebbero rispondere a questi giovani, a farli entrare al Parlamento europeo, visto che sono pagati anche da noi. Non si manifesta nella piazza, però bisogna anche fare entrare queste persone. Prego Presidente. E difatti io l'ho detto come premessa, qua ci voglia la burocrazia che sia anche meno, intanto bloccare il prezzo dei terreni, perché i giovani, ho detto prima, ci sono, però se tu dai un prezzo alla terra, un prezzo ragionevole, automaticamente il problema è questo. Il più grande è l'accesso alla terra. I terreni sono pochi e costosi. Ma perché sono costosi? Perché purtroppo c'è un investimento di certa gente che è un bene di rifugio. Ma la terra non deve essere un bene di rifugio, deve essere un bene, come ho detto prima, per la comunità. Fare il prodotto, automaticamente se la terra e anche le strutture sono a un prezzo ragionevole, automaticamente viene la cosa. Allora adesso che i invece... prezzi Dopo non so se mi ritorniamo, abbia capito. Presidente, il problema è che lei sarà ottimista, ma io veramente non so. Poi avendo sentito sono anche questi giovani poveretti, ecco, che loro ce la stanno mettendo tutta, ma mi sembra che l'ascolto proprio non ci sia, inutile che me la vengano a raccontare. A me non la raccontano, Presidente, proprio assolutamente. Finché non vedo le azioni concrete, parole e progetti ne ho sentite a iosa e continuo a sentirle, anche promesse di marinaio. Allora andiamo a vedere invece cosa sta succedendo di reale. Andiamo proprio a Cortina, visto che tutto funziona bene, andiamo a vedere la mafia a Cortina. Dalla capitale alle vette delle Dolomiti, dai salotti dei Parioli ai locali della Movida di Cortina, una scalata criminale durata anni, costruita su droga, violenza e metodo mafioso. Loro sono Leopoldo e Alviseco Bianchi, ex ultras della Lazio, legati ai vecchi irriducibili. Un nome su tutti, Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic, assassinato nel 2019. Un'amicizia usata come lasciapassare criminale, come marchio di potere. Hanno cominciato dalla droga. A Cortina avevano messo in piedi una rete di pusher, minacciando chi non
non pagava, pestando gli spacciatori non autorizzati. Poi il controllo dei locali, eventi imposti con la forza, PR e DJ reclutati sotto minaccia, sicurezza gestita da uomini fidati. Il tutto sotto una società con sede a Roma usata come paravento. Ma il passo successivo è stato ancora più ambizioso: gli appalti per le Olimpiadi invernali del 2026. Un modus operandi inquietante, interrotto dal blitz dei carabinieri della compagnia di Cortina, che con i colleghi dei nuclei investigativi di Belluno e di Roma è stato interrotto nelle scorse ore. 3 le ordinanze di custodia cautelare, una in carcere, una ai domiciliari, un obbligo di dimora nella capitale, eseguite su ordine del GIP di Venezia, al termine di un anno di indagini serrate sviluppate da un'attività in materia di stupefacenti della Procura di Belluno risalente al 2022. Un'infiltrazione silenziosa ma precisa, con incontri, pressioni e perfino un messaggio minatorio a Stefano Ghezze, assessore comunale di Cortina, reo di non avere ricambiato il loro presunto supporto elettorale non richiesto né accettato. Il progetto criminale smantellato con l'operazione Reset, coordinata dall'antimafia, seguiva 3 fasi: controllo dello spaccio, controllo della movida, controllo degli appalti. Un piano meticoloso confermato anche da un collaboratore di giustizia e documentato da intercettazioni, pedinamenti e testimonianze dirette. Tra gli episodi più violenti, il sequestro di un uomo rinchiuso nel portabagagli di un'auto per un debito di droga, il pestaggio di 2 dipendenti di un ristorante e di un albergo di Cortina perché vendevano stupefacenti senza autorizzazione, e ancora minacce di morte al gestore di un noto rifugio della Conca a cui venivano imposti i propri servizi ed eventi, l'aggressione a un organizzatore di eventi trascinato nei boschi in pieno inverno, picchiato e minacciato con una pistola, intimidazioni a imprenditori locali, richieste estorsive e la volontà chiara di diventare i nuovi padroni della regina delle Dolomiti. Saluto e ringrazio Pier Mario Fop, referente regionale Associazione Libera. Buongiorno Fop, grazie di essere qui. Ha visto e ha sentito con quale filmato sono partita, però ringrazio anche Graziella Lazzari Peroni, presidente ANFA. Ciao Graziella, poi arriverò anche da te, grazie di essere qui. Buongiorno. Allora Fop, cosa ci racconta? Buongiorno. Cosa sta succedendo? Dicono che a Cortina si parli solo romano. Ecco, si sente solo il romano a Cortina, non so se è vero, lei è collegato dal Cadore, mi diceva proprio ieri un mio amico: vieni a vedere, vieni a sentire e poi fai 1 più 1. Cosa sta succedendo? Queste mafie che non sono più con la lupara ma sono giovani al di sopra magari di ogni sospetto, che abbiamo anche sentito e visto che frequentano da anni queste zone, questi territori, poi dicono ai giovani va a investire, si va a investire con questi personaggi che girano. Ecco, cos'è la mafia, specialmente qui al nord nel 2025? Quello che non ci dicono, che non ci raccontano, ma che lavora sotto sotto tutti i giorni per vincere gli appalti e poi dicono che è tutto trasparente, che è chiaro quali sono i problemi. Lei sorride e mi viene da piangere, Fop. Prego Fop. Ma quello che è emerso a Cortina è quello che leggiamo, abbiamo letto nei mesi scorsi, negli anni scorsi, è successo a Verona, a Padova, a Venezia, a Eraclea, tanto per intenderci. Le mafie sono presenti in maniera forte sul nostro territorio, nel nostro territorio e vanno conosciute. Il problema è questo: deve diffondersi una conoscenza più approfondita del rischio che le comunità venete possono correre e soprattutto gli imprenditori. Purtroppo in molti casi le offerte di servizi da parte delle mafie vengono accolte in alcuni settori dell'economia senza rendersi conto del rischio che si corre. Vi dico solo una cosa: il Veneto è la 4ª regione in Italia per reati spia. I reati spia sono l'usura, l'estorsione, il riciclaggio di denaro, delitti informatici, truffe e frodi informatiche. In Veneto ce ne sono, e questi sono dati elaborati da Libera, 27.743 nel 2024, 743 estorsioni, 62 casi di riciclaggio, 8 di usura, eccetera, eccetera. E questi sono
numeri che derivano dalle indagini della magistratura e delle forze dell'ordine, ma probabilmente sono la punta dell'iceberg. Ecco, quindi dove soprattutto i territori sono ricchi, dove circolano miliardi di euro di investimenti, come nel caso delle Olimpiadi di Cortina, il rischio è molto elevato. Allora, cos'è che la preoccupa di più, FOP, che preoccupa di più la vostra associazione? Ecco, questi appalti, subappalti, uno vince un appalto e dovrebbe fare tutto, ci ritroviamo che uno vince e poi ne abbiamo 10 che finiscono o 20 il lavoro. Non è che dovremmo accorciare anche qua la filiera, ma mi sembra che non ci sia questa volontà, ecco, che la certezza del lavoro alla fine, chi lo fa, chi lavora, ecco, noi vediamo anche questo lavoro sommerso che non viene, ecco, si vince l'appalto, però poi non si sa chi è che dovrebbe controllare di più secondo lei, FOP? No, i controlli ci sono, i carabinieri, le forze dell'ordine, la magistratura fa controlli. Chiaramente deve essere messa nelle condizioni di poterlo fare al meglio. Ci sono alcune normative, modifiche alla normativa che stanno venendo avanti, come ad esempio il limite dei 45 giorni alle intercettazioni, che probabilmente potrebbero, anzi possono creare delle difficoltà alle indagini. Ci sono pochi magistrati, ci sono relativamente poche forze dell'ordine. Sappiamo che i magistrati anche a livello nazionale sono sotto organico, dico un numero, ma più o meno dovrebbe essere quello del 30%, e le forze dell'ordine investigative lo stesso. Quindi si deve lavorare in questo senso, non che manchino le professionalità, ci sono, vanno potenziate. E dopo c'è tutto l'aspetto culturale da prendere in considerazione. Come dicevo prima, in Veneto ci sono tutti questi reati spia, ci sono tante indagini in corso sulle infiltrazioni mafiose e anche processi passati in giudicato, ma questa, come vi dicevo prima, è la punta dell'iceberg. Non ci sono solo le mafie italiane, ci sono le mafie straniere, le mafie nigeriana, albanese, cinese. Bisogna mettere la magistratura e le forze dell'ordine in grado di poter intervenire in maniera efficace. Come Libera noi cerchiamo di fare un lavoro culturale sul territorio, andiamo nelle scuole, spieghiamo come si infiltrano le mafie, che cosa sono, perché c'è questo rischio, e tutte le scuole del Veneto dovrebbero partecipare ai progetti che si fanno anche con l'associazione Avviso Pubblico, che è l'associazione degli enti locali a cui anche la Regione Veneto aderisce, ma anche con la Camera di Commercio di Venezia, con l'Albo Gestori Ambientali. Insomma, ci sono dei progetti che noi facciamo all'interno delle scuole per parlare di questi temi. La cosa difficile è capire il fatto che in realtà le mafie lavorano, come diceva lei, sotto traccia. Meno si fanno individuare, meglio è. E soprattutto per quanto riguarda i subappalti rischiano di essere preda di imprese che apparentemente dal punto di vista burocratico sono perfettamente legali, ma hanno magari come titolari dei prestanome che lavorano per conto di. Quindi questo è il lavoro difficile, per quello il lavoro degli investigatori è prezioso, e infatti noi ringraziamo sempre la magistratura e i carabinieri quando riescono con il loro difficile lavoro ad individuare queste situazioni. Molto chiaro, Fabio, la ringrazio perché ha fatto un quadro proprio generale molto completo di quello che sta succedendo, perché non si parla di una mafia ma si parla di tante mafie anche qui nel nostro territorio, tanto per capire come siamo. Allora saluto Graziella Lazzari Peroni, presidente ANFAS. Allora Graziella, si parlava di controlli, ecco, dovremmo aumentarli, diceva FOP, ci sono ma mancano i numeri, perciò come fanno, sono bravi professionali ma se non hanno i numeri da controllare tutti questi appalti, subappalti, poi non so cosa succede. Quello che però rammarica
Presidente Lazzari, è che siamo controllati noi. Da settembre è andato in vigore un altro decreto dove verremo più controllati, saremo più responsabilizzati. Pensate dove sono andati a parare invece di andare a parare. Per carità, ci sarà anche qualche furbetto, ma non saremo mica noi il problema. No, veramente, grazie. No, veramente, guarda, è una cosa allucinante dopo tutto quello che abbiamo fatto, specialmente con la pandemia. Prego, Graziella, cosa vuoi dire? Prego. Ma guarda, come non sottoscrivere quello che diceva il mio predecessore, non ho sentito come si chiama, ma rappresentante di Libera comunque, che io apprezzo moltissimo e che fanno un lavoro egregio. Fop si chiama, Piermario Fop. Ah, ecco. Professor Pop, il dottor Pop. Allora, io sono d'accordo che mancano sempre, ormai manca organico ovunque, negli ospedali, da noi, nella magistratura, io non so perché siamo arrivati a non avere, in nessuna area lavorativa, siamo arrivati a non avere più personale sufficiente. Che secondo me non è questione sì, per l'amor di Dio, ci sarà anche l'inverno demografico, però insomma chi lavora ormai dovrebbe avere 20-30 anni, per cui ci sono degli elementi fondamentali che noi abbiamo fatto rilevare anche l'altro giorno con la manifestazione che abbiamo fatto quando è partita la campagna elettorale dei nostri rappresentanti per la Regione Veneto. E sostanzialmente, Mirella, io vedo sul territorio, no? Ci sono una serie di cose, di elementi fondamentali che non facilitano più nulla, assolutamente nulla. Noi abbiamo il decreto concorrenza che aveva messo, ovviamente emanato, si dice, ma io mi domando perché, come dicevi tu prima, perché quelli che sono i nostri rappresentanti che sono in Europa stanno sempre zitti. Il decreto concorrenza che ci parificava, noi, il dottore può dirti, noi Onlus o ex Onlus, adesso siamo a ETS, al profit. Cioè, ragazzi, sono 28 anni che io faccio volontariato senza uno stipendio. Se devo essere paragonata a un profit, allora ditemi voi che cosa sto facendo e perché l'ho fatto. Poi c'è il decreto trasparenza. Io devo presentare ogni volta che facciamo un atto pubblico, devo presentare la mia fedina penale. Ma scusate, quelli di prima, chi partecipa agli appalti, con che fedine penali presentano? Grande Graziella, grande Graziella. Aspetta un secondo, Graziella, perché ho una telefonata, se no mi cade la linea. Livio da Padova, vai Livio. Ciao Mirella, saluto tutti i tuoi ospiti. Secondo me questa infiltrazione delle mafie dipende molto anche dal fatto che ci sono delle persone che sanno, che conoscono, ma non denunciano. Si sono verificati fatti di qualche sindaco, eccetera, che sembrava che fosse colluso con le mafie. Questo è il problema, che se ci fossero più denunce da parte di gente che sa, forse verrebbero combattute meglio queste mafie. Grazie. Grazie a te Livio, prego Graziella. Ha ragione perché ormai il malaffare è una cosa quasi come accettata. Sì, ma anche no, ma proprio anche no. La questione, ritornando a noi, la questione di avere degli stipendi per i nostri dipendenti, che sono stipendi da fame perché sono 1.300, 1.500 euro, 1.200 euro, che se si tirano fuori 500 euro al mese di mutuo perché non hanno le case dell'ente autonomo, vivono con 700 euro, con 600 euro. Di che cosa stiamo parlando? Noi che abbiamo fatto un adeguamento salariale, la pubblica amministrazione non ci ha dato i soldi per l'adeguamento. Non ci paga l'adeguamento Istat. Noi abbiamo tariffe del 2011-2012
del 2017. Certo che ci sono infiltrazioni mafiose, ragazzi, perché chi lavora onestamente non vive. Ma non che io dia, guardate che io non è che sto dicendo che giustifico la mafia, ma come diceva il signore prima, ci sono, e me lo può confermare anche il dottore di prima, di sicuro ci sono infiltrazioni perché ci sono quei meandri che permettono di infiltrarsi. Molto chiara. Sentiamo anche cosa ne pensa Narciso Del Rosso, ecco, di queste mafie, perché sono dappertutto, non è che siano solo da una parte. È solo diciamo, che mancano i principi, quello che ho detto prima. Esatto. Il rispetto delle persone, il rispetto dell'ambiente, e c'è solo il Dio denaro. Purtroppo è successo che abbiamo perso i valori veri, i valori anche della civiltà contadina. So che a suo tempo la civiltà contadina era un po' oppressiva, però secondo me manca proprio il rispetto delle persone, il rispetto dell'ambiente, il rispetto di tutto, perché quando si mette al primo posto i soldi basta l'accumulo e basta. E se sai che alla fine dobbiamo pensare che, l'ho detto anche l'altra volta, non ho mai visto autobare con rimorchio, si lascia qua tutto. Dunque dovrebbe essere pensare e dire ma vale la pena di fare tutte queste cose anche contro l'ambiente, perché l'ambiente è sacro. Dobbiamo lasciare i bimbi, l'ho detto prima, che oltre che agricoltore sono un alpino, e come tale siamo a servizio anche delle comunità del paese, ma anche tutte le comunità. Dunque noi non ci passa neanche per la testa di queste cose. Ma voi no, ma qualcun altro sì, anche sono diversi. Andiamo a vedere, adesso vi porto a Trieste, andiamo a vedere, devo correre purtroppo perché i servizi sono anche da vedere, questo report antimafia in Friuli Venezia Giulia. Andiamo a sentire. Le autorità prefettizie del Friuli Venezia Giulia lanciano l'allarme. Le grandi opere pubbliche, motore principale della ripresa economica regionale, stanno diventando un terreno di infiltrazione per le organizzazioni mafiose, in particolare la 'ndrangheta. Imprese edili collegate a clan criminali usano stratagemmi come il distacco irregolare di personale presso le ditte aggiudicatarie degli appalti pubblici, eludendo così i controlli e compromettendo la trasparenza del settore. Oltre a questo, la Regione registra la presenza di gruppi delinquenziali, anche stranieri, attivi in traffico di stupefacenti, estorsioni, riciclaggio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A Trieste, pur senza una radicazione stabile delle mafie italiane, la posizione strategica del porto la rende un crocevia privilegiato per organizzazioni criminali straniere. Recenti operazioni hanno portato all'arresto di esponenti di gruppi cinesi e kosovari coinvolti in estorsioni e traffici legati alla rotta balcanica dell'immigrazione irregolare. Anche nelle province di Gorizia, Pordenone e Udine si registrano fenomeni di infiltrazione criminale. A Pordenone un'indagine ha smantellato un'organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti e al riciclaggio con collegamenti a clan campani. Udine invece resta interessata ad attività di gruppi legati all''ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra, oltre a gruppi stranieri dediti al traffico di droghe e all'immigrazione clandestina. Il Friuli Venezia Giulia conferma quindi una solida crescita economica, ma su un terreno fragile dove la lotta contro la criminalità organizzata resta una priorità per garantire sicurezza e sviluppo. Allora, Pier Mario Fop, come commentiamo, cosa vuole dire anche a quello che ha sentito dai miei ospiti? Prego, Fop. Quello che ho sentito è giusto, sia da parte della rappresentante dell'ANFAS che del signore dell'agricoltura. Hanno detto delle cose molto vere. Vi racconto questa storia giusto per capire. Una recente indagine, questi sono dei dati che derivano dalla relazione che la Direzione Investigativa Antimafia fa ogni 6 mesi, questi sono dati del 2024, il 19 marzo del 2024 la Guardia di Finanza di Vicenza disarticola un'associazione a delinquere composta da 16 persone, tra cui 3 vicentini. Sapete che cosa facevano queste persone?
trasportavano quantità di denaro provenienti da frodi fiscali realizzate da società attive prevalentemente nel commercio di materiali ferrosi. In particolare si concretizzavano attraverso l'emissione di fatture false di due società che si chiamano società cartiere, che avevano sede a Brescia e a Roma. Cosa facevano? Il denaro faceva un giro all'estero, rientrava in Italia con l'utilizzo di sportelli bancari illegali, e uno di questi sportelli era gestito da cinesi al centro ingrosso Cina di Padova. Questa è un'indagine del 2024. Questo vuol dire che, come diceva il rappresentante dei pensionati della Coldiretti, ci sono tante persone che non rispettano non solo l'ambiente, ma non rispettano neanche le regole fiscali, producono tanto nero, come si dice, oppure sono proventi di organizzazioni criminali che poi devono essere riciclati. E il riciclaggio avviene anche attraverso questo giro di soldi. Questa è un'indagine della Guardia di Finanza di Vicenza dell'anno scorso. Per questo è importante nelle scuole, nelle comunità, con le associazioni, fare presenti queste situazioni che sono reali e che purtroppo condizionano la vita economica delle attività, che sono molte per fortuna oneste, perché diventano concorrenza sleale naturalmente. FOP, però non è che ci sia, anche poi lo chiederò anche a Narciso De Rosso, la paura, ecco, la paura di denunciare, perché questi non è che vengono là con i fiocchetti rosa o celesti. Questi sono dei criminali nel vero senso della parola, cioè non è mica che sia proprio così semplice a dire denuncia. E poi ho denunciato, chi mi protegge? Qua ti voglio. Cosa c'è dopo la denuncia come protezione? Perché è facile parlare, ma chi ha a che fare con queste persone, Del Rosso? Non è che siano tanto, abbiamo visto anche in passato cosa succedeva e cosa è successo a quelli che hanno denunciato. Qualche azienda si è presa magari la cosa di essere stati incendiati addirittura o fare delle cose che non sono consone sicuramente alla nostra cosa. Si rivalgono facendo dei dispetti oppure facendo del peggio anche. Sicuramente per fortuna io dico, e lo dico apertamente, le mafie le sento per televisione. Noi ancora, io dico, non siamo stati ancora presi, c'è qualche azione di caporalato, che quello per me è mafia, anche quello, che purtroppo e quasi tutti sono 9 aziende gestiti, su 10 hanno beccati quei lavoratori in nero. Ma non so se abbia visto da chi sono gestiti. Sì, ma tu che hai queste persone sai benissimo. Benissimo, io sicuramente non le prendo. Ma lei mai? Io l'ho detto l'altro giorno, l'ho detto anche l'anno scorso. Secondo me anche quello si tratta di rispetto, il rispetto alla persona. Io rispetto la persona, io i miei gli ho dato 18 euro più IVA e l'ho detto e lo dico apertamente. Fermo la sua asa Del Rosso, mettiamo là, perché lei mi sa ma che io la penso pochi. così perché al primo posto non ho mai messo i soldi. I soldi per me servono per gestire l'azienda e per rinnovarla, per cambiare macchine, cambiare quello che c'è da cambiare, però sempre reinvestiti in azienda. Io non ho mai accumulato in qualcos'altro, che alla fine per fortuna, io dico per fortuna, sicuramente i nostri agricoltori di Rovigo e compagnia non hanno neanche quello, non accumulano oppure non hanno neanche il sostentamento per andare avanti in azienda, perché a pari oppure perdendo è logico che uno però smette. Vede De Rosso, il problema è che stanno continuando a crescere ed avere la meglio le multinazionali, non c'è niente da fare, adesso ci mancava il fotovoltaico. Allora, Graziella Lazzari, quello che volevo sentire anche da te, invece voi avete il coraggio di denunciare, di dire le cose come non vanno, tu sei spesso e parli anche a livello
livello regionale, ma secondo te, ti ascolto, io ho sentito il candidato presidente della Lega Stefani che ha detto il sociale sarà al primo posto. Io vorrei dire anche a Stefani, se vuole venire in provincia per cortesia a fare un giro per vedere se proprio da parte che lui dice il sociale è al primo posto. Cosa vorresti dire? Tu cosa chiederesti ai candidati? Ecco, perché è facile riempirsi e dire il sociale, ma bisogna capire anche qual è il sociale che intendono loro, come sarà gestito, da chi, perché noi abbiamo bisogno di professionalità, di preparazione, di ascolto, e lo possono fare solo le persone preparate che sanno cosa vuol dire sociale nel territorio. Prego, Graziella Lazzari. Mirella, io mi allaccio a quello che diceva il Presidente adesso. E io ho chiesto un assessorato al sociale, un assessorato specifico e non un'emanazione dell'assessorato alla sanità, e mi è stato promesso di sì. Però l'assessorato deve essere un assessorato serio, efficace ed efficiente, perché quello che diceva il Presidente di Agricoltura adesso, sostanzialmente, sì, come si fa a pensare di dare lavoro ai giovani quando abbiamo le multinazionali per la grande distribuzione che pretendono gli appalti al maggior ribasso e che pagano il latte 0,25 o 0,30 di un litro di latte? Cioè, voglio dire, io non sono un'esperta, però leggo ogni tanto, vedo ogni tanto, ed è la stessa cosa per noi. Allora, il litro di latte per l'agricoltore rappresenta il suo sostentamento e anche l'efficienza e l'efficacia della sua gestione. Per noi invece abbiamo il riconoscimento delle tariffe, che a meno che non le domandiamo alle famiglie, come ti dicevo prima, il sociale non esiste, perché se c'è stata una inflazione del 20% e a noi non c'è stato riconosciuto nulla, come facciamo a aumentare gli stipendi di chi lavora con noi o per noi? Come facciamo a dire di fare formazione? E che formazione, ragazzi? Perché guardate che la formazione in generale ha milioni di euro investiti, ma poi alla base tu trovi un operatore sociosanitario che è formato e che deve pagarsi la formazione. Ed è la stessa cosa. Io vorrei che il sociale fosse costituito dalla pubblica amministrazione, dagli enti gestori e dalla popolazione, perché senza questi tre elementi fondamentali non esiste il sociale. Esiste l'anziano che è a casa perché non ha i soldi per poter entrare nella casa di riposo, oppure perché pensa che una badante sia più che sufficiente, ma una badante costa comunque 1.800 euro al mese e non copre più le 24 ore 7 giorni su 7. E per quanto riguarda invece la disabilità, noi non abbiamo più, a meno che non ci siano robe gravissime, cioè degli elementi fondamentali, la morte di genitori, che allora inseriscono nella residenzialità la persona con disabilità, perché non ci sono più ci sono le liste d'attesa, perché non ci sono più le quote per farli entrare. Avete capito come funziona? Allora sentiamo Pier Mario Fop. Ecco, Libera, soprattutto giustizia sociale con le mafie. Sentiamo Fop, cos'è la giustizia sociale per le mafie? Soprattutto cosa si potrebbe fare? Ecco, se non abbiamo i numeri, come dice Graziella Lazzari, ecco, per fare questi controlli, come facciamo? Perché lavorare sotto traccia è facilissimo nel nostro paese, è difficile, è la paura che ho detto prima, ho bisogno subito, perciò veramente devo andare dove posso trovare una risposta immediata senza sapere che poi quella risposta mi costerà carissima per tutta la vita se non farò quello che mi diranno. Eppure qualcuno dovrebbe rispondere. Tu vai in banca ma non ti danno neanche 0,0, ecco, devi avere un grattacielo ormai per riuscire ad avere qualcosa.
cioè capisce che c'è qualcosa che non tornano i conti, perché dove vogliono poi si investe. Fop, cosa dice? Ad esempio c'è il fotovoltaico adesso che preoccupa molto anche gli agricoltori, i comitati, ci mancava, ecco, cosa dice? Cosa sta vedendo Fop? Ecco, cosa cercate di fare? Prego. Anche perché ci sono i tetti in casa. Quello che è stato detto fino adesso è tutto giusto e lo condivido, Libera lo condivide. Noi abbiamo un programma quest'anno che è il trentennale dell'associazione, Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, che contiene tutta una serie di iniziative per cercare di sensibilizzare i decisori politici, come si dice, a investire più denaro nella formazione, nell'educazione e evitare di fare alcune riforme che noi non condividiamo, che sono più specchietti per allodoli che nella sostanza. Ad esempio Fop, facciamo un esempio, quello che non condividete. Un esempio molto semplice è la riforma della magistratura, no? Che si vuol fare in questo periodo, la separazione delle carriere tra i magistrati giudicanti e quelli e i procuratori. In realtà non è una riforma che serve, dicevo prima, anche perché i numeri sono talmente minimi che è più una riforma demagogica. Sarebbe da investire invece nell'assunzione di magistrati e di investigatori, faccio per dire, e non fare delle norme che limitano la possibilità di indagine. Ma c'è tutto il problema, ad esempio, delle carceri e della situazione delle carceri, suicidi che avvengono quasi ogni settimana nelle carceri e situazioni al limite. Ci sono i decreti sicurezza, ad esempio, che sono stati emanati, il decreto sicurezza che ha riempito i fascicoli dei magistrati della giustizia minorile. Noi cerchiamo di collaborare anche con loro per dei percorsi di giustizia riparativa, come si dice, però l'aumento percentuale è notevole e questo non risolve i problemi. I problemi si risolvono aumentando, come diceva prima la Presidente di ANFAS, i finanziamenti per il sociale, ed è giusta la proposta anche di un assessore al sociale. Prima il Presidente di Confagricoltura Pensionati parlava del caporalato. Il caporalato è molto diffuso in Regione Veneto, è gestito da cooperative di connazionali, però anche lì c'è la difficoltà dei controlli, perché è sempre questione di numeri, ma noi ad esempio siamo andati con il professor Marco Mizzolo dell'Università di Roma in una scuola ad Abano a parlare di questi temi, e due ragazzi hanno alzato la mano in fondo della classe, mi ricordo, questo mi ha colpito molto, e hanno detto: ma noi anche abbiamo visto questa cosa, eravamo in moto tra Abano da Abano a, come si chiama l'altro paese vicino, stazione termale, e davanti a noi c'era un furgone senza nessuna insegna, si fermava ogni tanto e scendevano dei ragazzi che andavano nei campi. Questi erano dei ragazzi che lavoravano sotto caporali e fuori dalle regole. Però il problema qual è? È chi dà lavoro a queste persone. È come il discorso dei rifiuti. Si sa che costa meno rivolgersi a determinate aziende che poi sversano i nostri rifiuti nella terra dei fuochi a Napoli, ma è evidente che se queste aziende sono fuori mercato, cioè fanno delle proposte molto più basse della media, vuol dire che qualcosa non funziona. Quindi ci sono delle responsabilità da parte degli imprenditori nostri, veneti, e sono responsabilità anche, come dicevo prima, che vanno sempre nella direzione del maggior profitto, come diceva giustamente il presidente degli che sentiamo subito. Allora Narciso Da Rosso come commenta, prego. Beh, questa qua ha pienamente ragione, perché purtroppo dobbiamo essere noi a evitare quei famosi che girano coi furgoni,
dandoci magari delle opportunità di lavoro a pochi soldi, che sicuramente hanno qualcosa di nascosto. Però io vorrei anche dire a qualche commercialista, e posso anche cos'è, che aprono partite IVA al momento, questa è quasi una denuncia che faccio, aprono per la raccolta, aprono una partita IVA, quelli girano per le case con il bigliettino e anche con il nome di quello che gestisce e che ha, in poche parole, che gestisce anche il lavoro. Anche là dovrebbe andare il controllo e dire no. Ma è un ruolo che dovrebbe fare la Camera di Commercio, perché alla Camera di Commercio tu vai là e ti fai la partita IVA in pochissimo tempo, allora? Ma purtroppo tocca anche a noi là, tocca a noi a dire no, a dire fidarci solo delle agenzie che hanno, come che ho detto prima, che hanno un prezzo. È inutile che vengano per le case a dire ti raccolgo l'uva a 8 euro, a 10 all'ora, perché non può assolutamente uno con Mercedes arrivare o con altre macchine arrivare a offrirti... non solo nell'agricoltura, anche con la Casa Zero, con tutti cosa è successo nel nostro paese. Perché quelli là, oltretutto, non fanno solo la raccolta dell'uva, fanno anche altre. Ci vorrebbe, come ha detto prima, un po' di più controllo su quella un po' di più, tanto di più, ma tanto di avere un controllo. Però... Ad esempio, aspetti da Rosso, perché sennò ce la facciamo, devo far partire anche parlare la Graziella Lazzari. Però quello che rimane anche ci fa stupire FOP è che io ho avuto un ospite il quale ha detto, era proprio la polizia municipale, ha detto noi non possiamo andare a vedere nei cantieri, ecco, perché non è nostro compito, non possiamo fare questo. Quante cose non sappiamo, cioè il vigile non può andare a controllare nel cantiere perché non fa parte del suo percorso che deve fare. Capisce che c'è qualcosa che devia, ma come il vigile non può controllare il cantiere? No, non lo può controllare. Allora, ormai siamo in chiusura, FOP, cosa vorrebbe dire ai nuovi politici? Perché veramente sono loro che sono nella stanza dei bottoni, noi possiamo parlare, ma se poi non si investe e non si riesce a capire e lavorare il buon senso e la meritocrazia in questo paese, non si va da nessuna parte. Prego. Noi stiamo facendo proprio circolare oggi a tutte le segreterie dei partiti, alla rete associativa, se volete la mandiamo anche a voi, un documento come Libera Veneto dove chiediamo ai politici, prima una cosa che poi è emersa anche dalla trasmissione di oggi, che la politica si fa a servizio della popolazione. Non si fa a servizio dei partiti. I partiti sono uno strumento per arrivare a ottenere determinati risultati. Uno degli obiettivi, e sono d'accordo, è soprattutto quello del sociale, è soprattutto investire nella tutela dell'ambiente e non contro l'ambiente. La Regione Veneto è al secondo posto per consumo di suolo in Italia. Non è vero che lo sviluppo assolutamente deve passare attraverso la costruzione di autostrade, viadotti, ponti, si può fare anche in altri modi con il recupero dell'esistente. Abbiamo un problema enorme in Veneto che è lo spopolamento, ma che soprattutto si sente nelle periferie, quindi le cosiddette aree interne vanno supportate. Se non si interviene nella cultura, nel sociale, nella formazione, aiutando tutte le associazioni di volontariato che stanno lavorando per cercare di dare dignità alle persone, con dei finanziamenti e con dei progetti concreti, rischiamo veramente di sfaldare la nostra comunità
e di dare spazio alle infiltrazioni mafiose. Molto chiaro, grazie a Pier Mario Fop, referente regionale Associazione Libera, di essere stati con noi. Andiamo adesso da Graziella Lazzari, andiamo a vedere anche le foto che abbiamo dell'Anfas, di Graziella Lazzari, che ringrazio sempre anche per il supporto che sta dando. Noi continueremo col villaggio delle associazioni, spero tu ci sia sempre. Graziella, prego. Che bello che è. Sì, io mi riallaccio, guarda, ai miei predecessori che hanno parlato. Se noi avessimo dei flussi migratori corretti e non clandestini, se noi dessimo le case libere, perché non vogliono che le case dei privati vengano affittate ai turisti, però perché dicono che la popolazione non trova casa. Beh, tu sai quante case a Venezia, a Mestre e sui territori comunque ci sono dell'ente pubblico chiuse da una vita. Io ho chiesto 3 unità per il dopo di noi, sono chiuse da 15 anni. Da 15 anni. Allora bisogna cominciare a pensare che l'onestà parte anche dalla gente, come dicevi prima, parte anche dalla non lasciarsi corrompere e non pensare che ma tanto quello fa così, ma intanto è un peccato veniale, perché quelle sono le infiltrazioni, quelle sono quei piccoli buchi che poi diventano una valanga, no? Quei piccoli sassi che poi diventano una valanga. Credo che il malaffare sia diffuso ovunque, però vedi che quando noi lavoriamo con le persone. Chi lavora nelle comunità alloggio, nei centri diurni, chi lavora nelle case di riposo, nelle RSA, negli ospedali, sul territorio, lavora con le persone. Grazie anche Graziella Lazzari Peroni, Presidente Anfas regionale, grazie. Sentiamo come ci saluta Narciso Da Rosso, Presidente Pensionati Coldiretti Treviso. Ecco, ho piacere proprio. Il ricambio generazionale, come che sono qua per questa questione, non solo è una questione anagrafica, è una questione di futuro. Significa dare ai giovani la possibilità di restare sul territorio, di viverlo, di renderlo produttivo, sostenibile e innovativo. Serve un patto tra generazioni. Chi ha esperienza deve poter trasmettere il proprio sapere e chi ha entusiasmo deve trovare spazio per crescere. Solo così la nostra agricoltura continuerà a essere terra viva, agricola e dinamica, fedele alle sue radici, ma capace di guardare avanti. Perché il futuro dell'agricoltura, in fondo, non è qualcosa che dobbiamo aspettare, è qualcosa che dobbiamo coltivare insieme. Io la penso così, me lo sono scritto, perché penso che sia questa la via da percorrere, e da percorrere senza mettere solo il profitto, mettere il proprio sapere per il bene della comunità. Io, come che è quella dell'Anfas, sto facendo di tutto anche per quelli che sono meno fortunati di me, meno fortunati di noi. Sicuramente opero per il piccolo rifugio, opero per l'asilo, nel senso che il tempo che ho cerco di dedicarlo per la comunità. La famosa goccia sul mare, sì. Il nostro Narciso Da Rosso la mette come tanti di noi. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità.
nostalgia sentire questa orchestra. Io ringrazio veramente la già direttrice artistica di Sinfonie di un dono di questa meravigliosa orchestra, Maria Grazia Seren, di essere qui con noi. Soprattutto grazie per quello che ci dirà, queste pillole di saggezza che sentiamo moltissimo dal mondo della cultura, dell'arte, ecco, tutto il resto nella politica c'è molta noia. Allora grazie Maria Grazia Seren di essere qui, ecco, questa nostalgia, questo rivivere questi momenti meravigliosi, prego. Grazie a voi, grazie a lei Mirella, veramente mi commuovo ogni volta che risento questi giovani musicisti veneti che purtroppo non ci sono più, nel senso che, come sapete, abbiamo chiuso l'attività, però è un grande dolore per me. Ieri poi fra l'altro sono stata anche a casa del presidente che non c'è più, del signor Giacomini, a salutare la moglie, per cui insomma è sempre un rivivere dei momenti belli, ma mi scendono ancora le lacrime se ci penso. Allora Maria Grazia Seren, quello che però non riusciamo a capire, molti, io sì riesco a capirlo, ma molti non riescono, è impossibile che questa orchestra abbia chiuso, non hanno bussato abbastanza, qualche politico dice ma noi non conoscevamo, qualche amministratore lo stesso, sembra che fosse una realtà a parte, invece è una realtà ben conosciuta, con una storia ben conosciuta. Diamo anche i numeri di questa storia e di questa orchestra, Maria Grazia Seren. Allora, l'orchestra ha 25 anni e quindi non è una cosa, non è recente. Abbiamo bussato a tantissime porte, dal comune alla regione, ci siamo andati personalmente anche col signor Giacomini, e diciamo sempre tantissime promesse, e però poi alla fine i fatti sono stati sempre pochi, se non l'aiuto delle famiglie, che ringraziamo ancora, l'aiuto di qualche parrocchia, che ringraziamo ancora per averci ospitato per le prove, perché era stato difficilissimo anche trovare delle sedi nei quali riunire questi ragazzi, sempre circa 80 ragazzi era l'orchestra. In questi anni i ragazzi che sono stati con noi sono stati più di 1000, quindi una realtà che era sparsa per tutto il territorio del Triveneto, quindi era impossibile non conoscerci. Però quello che io lo so, Maria Grazia, e lo so benissimo che avete bussato e le risposte che avete ricevuto, quasi quasi anche infastiditi a volte, ecco, come quando, perché io l'ho fatta vedere tante volte, ricordo il mio grande amico Tullio Giacomini, è venuto qua diverse volte, era uno che aveva il coraggio di guardare negli occhi le persone e di dire quello che pensava. Il problema è che qualcuno non ascoltava, perché il progetto di queste persone, di questi amministratori, è di andare oltre. Poi abbiamo visto nascere anche orchestre nuove, ecco, su paesi che magari non si conoscevano, però io penso ho avuto anche dei maestri molto importanti, musicisti, quello che è stato detto: non si può chiudere un'orchestra di questo genere. Sì che si può chiudere, se non hai più la possibilità di farla vivere. Ecco, cos'è la musica, l'arte? Maria Grazia, lei che ha visto tanti ragazzi passare, tante famiglie cercare anche economicamente di sostenervi, di essere presenti, con proprio il rifiuto di ascoltare da parte degli amministratori, due realtà diverse. Come dice Maria Grazia Seren, non è che non ci conoscessero, è come abbiamo bussato anche a livelli dove dovremmo aver ricevuto risposte, compresa la regione, ma questo non è stato fatto. Prego Maria Grazia Seren. Diciamo che noi abbiamo tentato in tutti questi anni sempre di avere delle possibilità, delle sovvenzioni, abbiamo anche fatto le domande che bisogna fare, non è che si bussasse solo così, quindi abbiamo cercato anche attraverso le vie istituzionali, però alla fine diciamo arrivavamo sempre o siete per qualche punto non rientrate nelle sovvenzioni, oppure ci dispiace ma fate la domanda al prossimo anno. Quindi noi alla fine, ripeto, siamo sempre andate avanti con tutte le nostre forze e delle famiglie, di qualche sponsor, per carità, non dico mica di no, però diciamo che abbiamo anche con Tullio abbiamo anche chiesto di essere orchestra città di Treviso, come era nella dicitura, perché anche la città di Treviso avesse questa diciamo riconoscenza da parte
di tutti questi giovani che erano passati attraverso i giovani musicisti veneti, che aveva sede proprio a Treviso. Però neanche questo è servito, ripeto, però la mia, diciamo, il mio grande soddisfazione è che questi ragazzi che sono passati da noi ancora adesso chiamano e ci dicono: ma non si può rifare, non possiamo metterci insieme, ritrovare ancora lo stesso spirito, perché lo spirito che aveva questa orchestra è uno spirito veramente sano sotto tutti i punti di vista, e quindi questo ha fatto sì e fa sì che l'orchestra sia ancora ricordata, perché io ricevo ogni giorno mail, WhatsApp, messaggi: perché non ci siete più? Perché non ci siete più? E lo sta spiegando molto bene Maria Grazia Seren, perché non ci sono più, perché qualcuno non ha ascoltato, non ha dato loro la possibilità di esibirsi. Avete sentito, io mi ricordo a Natale, Maria Grazia Seren, che sono venuta a sentirvi sulla chiesa, che era stata messa a disposizione fortunatamente da quel parroco che Maria Grazia ha ringraziato, perché altri posti non ce n'erano, non sono stati dati. Ecco, io mi domando con che coraggio hanno di dire certe cose, o magari di guardare negli occhi Maria Grazia Seren, il direttore dell'orchestra, il maestro Pavan, e questi ragazzi, ecco, che fortunatamente stanno continuando un percorso, magari qualcuno in solitaria, ma non più con questa orchestra. Ma non è detto l'ultima parola, vero Maria Grazia Seren? Bisogna sempre essere ottimisti. Allora andiamo a vedere questa intervista proprio del direttore artistico Maria Grazia Seren più i musicisti. Andiamo a vedere. Allora, cosa vuol dire di questi ragazzi, di questi giovani meravigliosi? Poi ci avviciniamo, anzi, direttore, vediamo questa meraviglia, ecco, che lei ci presenterà, sì. Prego. Allora, Tiziano Fingolo, il nostro, lui suona la tromba e il flicorno, e invece Daphne che suona il flauto. Loro sono nell'orchestra credo da più di 10 anni. Io un po' meno, ma lui da più di 10 anni. Quindi questa orchestra nasce 22 anni fa. I ragazzi che sono stati giovani, che sono stati con noi, sono più di 1000, quindi abbiamo, diciamo, lavorato solo per loro. No, mi scusi direttore, ridica il numero per cortesia. Sono più di 1000 ragazzi che provengono da tutto il Triveneto, e qualcuno, come nel caso di Tiziano, adesso è un prof, si è diplomato, e quindi adesso lui farà quello che abbiamo fatto noi con lui, cioè l'insegnante. Ecco. Una bellissima esperienza, un bellissimo dono, visto che questa sera si parla di dono, un bellissimo dono che loro hanno fatto a me e a tutta l'associazione Cegratum di Treviso, e quindi non possiamo che essere non soddisfatti, ma più che soddisfatti per quello che abbiamo seminato in questi anni. Grazie direttore, veramente grazie. Allora, bellissima, con una sensibilità estrema, guardate lo strumento che suona. Quando è nata questa passione, che hai sentito che dentro di te c'era un qualcosa che ti attirava, un qualcosa che forse ha delle radici, che magari nascoste, che non immaginavi? Prego. Intanto il mio prozio, lo zio di mio padre, era un direttore d'orchestra, quindi sono cresciuta con la musica grazie a lui, e tutto è nato ancora quando ero alle materne, che facevano questa attività nella quale molti strumenti venivano a suonare per noi bambini, e da quel giorno io mi innamorai del flauto e insistei per riuscire a suonarlo fino a circa i 7 anni, quando i miei genitori hanno acconsentito affinché lo suonassi, e tutt'oggi che ne ho 17 continuo a suonarlo. Un'altra cosa che volevo chiederti, che messaggio vorresti dare? Prima abbiamo sentito il messaggio del trapiantato, abbiamo sentito il messaggio della direttrice Troian. Il tuo messaggio ai giovani quale sarebbe? Il mio messaggio probabilmente è: avvicinatevi alla musica, perché è una passione che vi travolge e vi fa sentire proprio immersi in un mondo completamente nuovo, che fa vivere delle esperienze che solo chi suona può provarle, effettivamente capire di cosa stiamo parlando, e credo che Tiziano possa concordare con me. E quindi giovani, e comunque a tutti i miei coetanei, chi mi ascolta, immergetevi nella musica, buttatevi, perché è un'esperienza fantastica e non riuscirete mai più a fermarvi.
Grazie, veramente grazie soprattutto per questo messaggio. Io sono convinta che se ascoltiamo di più questi giovani, li attenzioniamo di più, forse avremo tanti bravi giovani. E adesso andiamo dal prof, ci avviciniamo al professore, che onore esserle vicino. Allora anche lei che messaggio vuole dare a questi giovani? Si parla molto di baby gang, di ragazzi deviati, lei invece è l'opposto, cosa vuole dire, professore? Sicuramente realtà come queste creano un'unione tra i giovani veramente unica, perché si lavora tutti insieme per un progetto veramente culturale di spessore. Insomma, fare musica insieme non è per niente scontato, cioè ognuno deve mettere il suo piccolo mattoncino, fare la sua parte per un risultato totale che veramente richiede ore di studio, ma poi si ha un risultato come questo concerto qui, sentirete, veramente straordinario, ecco. Molti ragazzi dicono lo studio mi impegna troppo, ma noi abbiamo sentito e visto le Paralimpiadi, non è vero? Certo c'è il sacrificio, ma poi vieni ripagato, ecco. Si può studiare, si può avere la passione della musica, di qualsiasi cosa, purché tu abbia una passione, ecco. Assolutamente sì, la passione è quello che deve guidare ognuno di noi, e la musica prima di tutto è qualcosa che si sente dentro e poi si fa con uno strumento, insomma in compagnia. La musica è una cosa che si fa soltanto insieme e quindi è una cosa che unisce veramente tanti ragazzi, come vedete giovanissimi, e secondo me è bellissima. Allora ci lasciamo con una nota, quale nota? Prego. La nota... Faccia lei. Professore, decida lei cosa vuole farci sentire. Ah, con la tromba? Sì, certo, col suo strumento. Complimenti, avete capito e avete sentito cosa ci aspetta questa sera, i fortunati che parteciperanno a questo meraviglioso concerto con la solidarietà. Ecco, un sold out, io spero veramente incredibile, perciò ci rivedremo e vi faremo sentire tutto. Ciao. Allora, Maria Grazia Sera, intanto sempre complimenti, anche perché se avete sentito questi ragazzi, sì, la passione, ma guardate con chi hanno fatto il percorso questi ragazzi, con questa direttrice artistica che insegnava proprio come atterrare poi in un futuro con questa meravigliosa musica e con questi strumenti. Noi abbiamo visto il flauto, una volta era nelle scuole questo flauto, lei è docente appunto, come si diceva prima, di questo meraviglioso strumento, me lo ricordo anche Tullio Giacomini che lo nominava spesso l'amore per lo strumento, ma soprattutto il flauto traverso. Ecco, lei è docente di flauto traverso, ma si fa poca musica nelle scuole, in classe, una volta si faceva di più. Cosa è successo, Maria Grazia Sereni? Beh, no, diciamo che non è che si faccia meno musica, adesso ci sono anche le scuole a indirizzo musicale come quella dove sono io attualmente e i ragazzi fanno un percorso diverso dall'educazione musicale, quindi loro fanno educazione musicale alla mattina, suonano insieme e il flauto, specialmente il flauto diritto oppure strumenti a percussione, mentre al pomeriggio quando si fanno le lezioni di strumento individuale si scelgono all'inizio del percorso triennale. Adesso nella mia scuola per esempio c'è flauto traverso, chitarra, pianoforte, violino e la classe viene divisa per questi 4 strumenti e loro per 3 anni fanno lezione individuale pomeridiana e da questi ragazzi, fra i quali anche quelli che avete visto prima, sia la Daphne che Tiziano Fingolo, nascono proprio da queste realtà. Dopo hanno continuato fuori dalla scuola, chi in conservatorio, chi è diventato prof, ma secondo me la musica si fa ancora, è che se ne dovrebbe fare di più, perché come abbiamo visto la musica è aggregante e soprattutto in questo periodo dove i ragazzi sono un po' in certi casi così un po' sballottati, se vogliamo, qua di là, fare musica insieme è fondamentale.
Però quello che volevo capire è perché non iniziare fin da piccoli. Una volta si faceva, io mi ricordo anche all'asilo c'era il flauto, forse era lo strumento che si vedeva di più, si conosceva di più, poi un po' alla volta uno cresceva e si vedeva anche dove era più portato. Mi sembra che si faccia ancora così, Maria Grazia, mi sembra che bisogna che vai avanti nella scuola per capire cos'è la musica, magari questa creatività che hai tu e nessuno lo ha scoperto fino adesso, se non arrivi nel momento giusto e nella scuola giusta. Prego. Ma adesso so che con la nuova riforma parrebbe che si potesse iniziare l'indirizzo, quindi lo strumento musicale individuale o per piccoli gruppi, sin dalle elementari, addirittura si parla anche delle materne. Quindi secondo me questa sarebbe veramente una grande conquista per la scuola e per la musica soprattutto. Spero che si possa fare in modo che alla fine uno abbia veramente scelto lo strumento che ama, che ha voglia di fare e di portare avanti, per non fare una cosa così, perché mi devo, ma non perché la sento. Molto chiara infatti la professionalità. Cos'è la meritocrazia per quando si parla di musica, di orchestra? Noi abbiamo sentito questa polemica, questa alzata di scudi con questa direttrice Venezzi. Qualcuno dice ma allora chissà, protesta e chi non sa invece difende, qualcuno dice l'indifendibile. Io non voglio fare polemica, che lei faccia polemica, però vorrei capire quanto importante è la meritocrazia in certi posti molto importanti, posti veramente dove c'è una storia che accompagna la meritocrazia. Prego. Guardi, io sono sempre di questo avviso, che prima bisogna provare e poi si dà un giudizio. Dare un giudizio a priori senza aver provato qualsiasi, diciamo, io parlo della musica naturalmente, anche negli ambienti dove dicono ma facciamo un concerto, ma no, questo no, perché questo secondo me ho sentito che mi hanno detto che non fa così, non fa colà. Tu ascoltalo, fagli fare concerto, prova e dopo naturalmente diciamo che la soluzione, la risoluzione viene da sola, insomma. Ma si dovrebbe fare prima questo di decidere chi mettere al posto giusto nel momento giusto? Ma secondo me non è sempre così, perché certe volte le cose sono un po', mi permetta, pilotate e quindi io ripeto, preferisco sempre toccare con mano prima. Allora adesso vado a salutare anche Orietta Daldàn, presidente di ADAO in Friuli, è collegata con noi da Chios Pordenone, ha avuto dei problemi a collegarsi. Allora spieghiamo cos'è questa associazione e chi è Orietta Daldàn. Prego, presidente. Buongiorno a tutti, mi scuso ma la connessione era un po' scarsa quindi ho avuto un po' di difficoltà. Allora noi siamo un'associazione di genitori che nasce circa più di 20 anni fa, nasce dalla volontà di alcuni genitori di capire cosa accadesse alle proprie figlie e ai propri figli nell'ambito dei disturbi alimentari. Quindi nasciamo soprattutto come supporto alle famiglie in cui purtroppo capita la patologia di un disturbo alimentare. Dopodiché nel corso degli anni abbiamo sviluppato tutta una serie di altri indirizzi che ci hanno portato a lavorare soprattutto con le scuole, con allenatori, insegnanti e con chi gravita attorno ai giovani. Presidente Daldàn, cos'è che vede da questo osservatorio importante, questa anoressia bullizzata, questo mangiar male, questo diventare perfetti a tutti i costi, anche se vedi il tuo corpo che veramente non è il corpo, ma è il corpo che tu vuoi e ti guardi e non sei mai con te, ma cosa sta succedendo e quanto importante è una scuola educativa fin da piccoli per capire l'alimentazione? Io l'altro giorno ho avuto un ospite e ho detto che ho visto un servizio su un altro paese europeo, non sicuro da noi in Italia, dove i bambini si preparavano il cibo, preparavano quello che dovevano mangiare a scuola e quello che ho sentito è che i ragazzini che non mangiavano certi tipi, preparando da soli poi lo mangiavano e capivano il gusto del sapore, le spezie. Perché non si fa anche qui da noi? Perché non riusciamo a capire che c'è un'obesità che sta incominciando a preoccupare i pediatri, che mi dico parlane Mirella, se ne parla poco. Prego, cosa vuole dire Daldàn?
Allora, voglio dire che diciamo che l'aspetto fisico o comunque il legame con il cibo è l'ultimo tassello di qualcosa che è al di là di questo e si manifesta solitamente o con un disturbo alimentare, quindi con anoressia, bulimia, binge eating o altri tipi di patologie che si stanno sviluppando purtroppo negli ultimi anni, oppure con un'obesità. Però è il campanello d'allarme finale quello, nel senso che non è la patologia di per sé, è qualcosa di, che a monte manifesta una fragilità, una incapacità di relazionarsi anche con un mondo che sta andando troppo velocemente per i nostri ragazzi e questa esplosione dei disturbi alimentari ha mostrato una fragilità proprio soprattutto negli adolescenti. Sottolineo anche che l'esordio di questi tipi di malattie si è anticipato tantissimo. Cominciamo a parlare di primi esordi a 9-10 anni, quando fino a qualche anno fa parlavamo di 13, 14, 15 anni, quindi veramente c'è una fragilità di fondo che secondo me è legata moltissimo all'utilizzo dei social e soprattutto a questa velocità con cui i ragazzi sono chiamati a rispondere subito agli stimoli che la società stessa gli impone. Molto chiara. Sentiamo Maria Grazia Seren, può la musica, la bellezza, l'arte, la cultura aiutare questi ragazzi fin da bambini a capire che forse le strade sono diverse, invece di dare a 4 anni il telefonino magari gli diamo uno strumento da suonare. Ecco, una volta si faceva così, alla Befana arrivava la chitarra o a Natale arrivava uno strumento perché era anche una specie di compagnia. Mi sembra che si faccia molto poco, adesso arriva il cellulare a pochissimi anni. Prego Maria Grazia. Sì, è vero, diciamo che i cellulari e i social in generale stanno un po' uccidendo questo momento. I ragazzi sono bombardati da tante cose e soprattutto quello che vedo io a scuola, sono abituati ad avere tutto subito anche nelle attività scolastiche e quindi non si applicano più come prima, perché naturalmente per uno strumento bisogna anche avere un determinato tempo per poter studiare quello che si fa, eccetera, eccetera. Sono abituati col telefono, chiedono una cosa e ce l'hanno immediatamente, rispondono subito. Invece con lo strumento bisognerebbe lavorare un po', però quelli che capiscono o voi insegnanti riusciamo un po' a fargli capire che alla fine c'è qualcosa che è tuo perché te lo sei guadagnato tu rispetto al telefono, alla fine qualcuno lo riusciamo ancora a riportare nella retta via, diciamo. Però diciamo che è un fenomeno che non è tanto difficile da gestire, molto difficile da gestire. Allora, Orietta Daldan, presidente di ADAO, come avete sentito, questa associazione che sta cercando anche lei di supportare queste famiglie, questi genitori che si ritrovano molto soli, disperati, non sanno come gestire. Per fortuna che sono nate queste associazioni anche di genitori per far capire invece l'importanza della squadra, dove tu hai un punto di riferimento, perché veramente deve essere una cosa veramente devastante per un genitore fare questi percorsi. Prego Daldan, soprattutto l'arte, la cultura, la musica, unire le forze fin da subito, perché giustamente lei diceva prima è la punta dell'iceberg, bisogna vedere cosa c'è sotto. Prego. Daldan? Si è bloccata. Ecco, pensiamo assieme allora, intanto che vediamo se riusciamo a fare questo collegamento, se no dopo la salutiamo. Maria Grazia Seren, questa musica, questa cultura, anche abbiamo visto queste bellezze di ragazzi, questi bellissimi corpi e soprattutto questa eleganza anche nel muoversi, nel rispetto. Ecco, quanto è importante. Io sono dell'idea che dobbiamo fare più che un passo in avanti, un passo indietro e vedere quello che abbiamo già anche con questi professionisti. Prego Maria Grazia. Sì, sicuramente bisognerà tornare un po' indietro anche per assaporare tante cose che noi, io parlo per me, insomma, abbiamo assaporato e abbiamo trovato il nostro percorso e i ragazzi invece fanno un po' fatica a
trovare per il discorso che facevamo prima, cioè che sono troppo, e vanno troppo velocemente. Quindi sono convinta che dal nostro punto di vista, noi due docenti, dobbiamo cercare di far innamorare e di far capire ai ragazzi quanto bello sia il fare musica insieme, lavorare per fare musica insieme, lo stare, trovare ancora, diciamo, il bello del trovarsi, chiacchierare, suonare, parlare di tante cose e di spegnere il telefono, perché molte volte purtroppo io li vedo e loro sono insieme ma non parlano, guardano il telefono, perché noi dobbiamo aiutarli a ritrovare l'amore per stare insieme, per lavorare insieme. Allora andiamo a vedere perché parlo di questo, perché io sono molto preoccupata per questi ragazzi, specialmente quelli nel carcere minorile, oppure anche i ragazzi che hanno creato assieme all'associazione, alla cooperativa alternativa, le chitarre, queste chitarre meravigliose, perciò questa è arte, è musica, è passione e l'hanno fatto. Forse dobbiamo lavorare in maniera diversa. Andiamo a vedere cosa è successo purtroppo qui a Treviso nel carcere minorile. 2 materassi dati alle fiamme, uno in cella, l'altro in bagno, il denso fumo, i detenuti evacuati nei punti di raccolta in cortile. Ancora un incendio appiccato volontariamente al carcere minorile di Santa Bona, dove nell'ultima settimana si è assistito a una vera e propria escalation di violenza, culminata nell'allarme lanciato ai vigili del fuoco, partiti alle 20:30 con 2 mezzi dal comando di via Santa Barbara. Il personale della struttura era già intervenuto con gli estintori, gli uomini del 115 hanno terminato lo spegnimento e ventilato le celle del primo piano in modo da far uscire il fumo. Verificato che non ci fosse un rischio monossido, i ragazzi sono quindi potuti rientrare nelle celle. Alta tensione legata allo scontro tra 2 gruppi rivali. Nei giorni scorsi un altro paio di episodi critici con i detenuti che non volevano rientrare nelle celle, protagonisti in particolare 3 soggetti, uno dei quali è già stato trasferito in un altro istituto penale, mentre gli altri 2 sono di fatto in partenza a ore. Tra loro giovanissimi di neppure 16 anni. Abbiamo avuto colleghi della polizia penitenziaria costretti a ricorrere alle cure mediche, si è stati costretti a evacuare l'istituto per evitare conseguenze più grosse. Sono dovuti intervenire anche altri colleghi della vicina casa circondariale. E tutto ciò sembra normalità ormai. Al minorile i posti sono 12, i ragazzi attualmente detenuti sono 17, ma a giugno si era arrivati anche a 28. Sovraffollamento, ma anche condizioni di fragilità di buona parte dei soggetti rinchiusi rendono la situazione estremamente problematica, come era stato palese lo scorso giugno, quando a Santa Bona era scoppiato un altro incendio. Difficili da dimenticare infine le immagini e i rumori della rivolta dell'aprile 2022. La struttura non è più idonea, è pur vero che a breve si dovrebbe aprire la nuova struttura per minori a Rovigo, ma è pur vero che questa situazione non è più tollerabile, non è più rinviabile. A parere nostro bisogna intervenire immediatamente, se non chiudere definitivamente anzitempo la struttura, assolutamente non idonea, soprattutto se a essere ospitati vi è un numero altissimo o comunque rispetto alla struttura un numero non più gestibile. Allora ho mandato questo servizio per far capire che questi ragazzi non possono stare rinchiusi in quella maniera, dobbiamo cercare anche di capire chi si può salvare, chi vuole fare un altro percorso, chi vuole crescere in maniera diversa. Questo lo si può fare solo con la cultura, con l'arte, con la musica. Voi guardate i concerti, loro gridano questo grido di dolore, loro amano la musica, puoi vedere che musica, però loro amano la musica. Allora Maria Grazia Seren, come ci saluta? Prego. Allora sì, è triste vedere queste cose, purtroppo è molto molto triste. Sicuramente se si potesse fare musica anche nel carcere, ma anche loro potessero fare, magari avvicinarsi a uno strumento, forse passerebbero queste ore interminabili in modo diverso. Quindi io sono convinta che la cultura, come sempre, possa fare solo del bene, quindi può soltanto diciamo così, crescere lo spirito, far bene all'animo,
sono fermamente convinta che non ci sia età. Quindi la musica in generale, la cultura in generale può essere fatta a qualsiasi età e può solo fare del bene. Allora io ringrazio Maria Grazia Seren, la lasciamo con queste note, poi vedremo l'assegno, ma ci lasciamo adesso l'assegno di Mirella, però lasciamo Maria Grazia Seren ricordando questa meravigliosa orchestra. Grazie, grazie, buon lavoro e ci vedremo, grazie. Un abbraccio. Allora Benedetto, cosa ci vuoi dire? Come mai mercoledì? Cioè proprio ho sentito che eri veramente disperato. Spiega un po' la tua situazione. Di notte penso e non so come rispondere alle esigenze della mia famiglia. Il lavoro c'è ma non è sufficiente. E poi di notte mi alzo e vedo la mia Maria che non sta bene. Quindi ieri l'ho vista appoggiarsi ad una sedia
Adesso aspetterò un tripode oppure un carrellino, un qualcosa che possa permettergli di uscire magari autonomamente, però vedere col mal di schiena, vedere lei che va a Padova con me e i medici rispondono sempre bisogna attendere. Lei è lista d'attesa Per un secondo trapianto, per il trapianto. Come mai è andato male il primo? È successo il rigetto? È un organo compatibile ma di dimensioni non corrette, o forse piccolo o troppo grande, e quindi il fegato si è piegato provocando un'ostruzione alle vene sovraepatiche. Quanti anni ha Maria? Dell'80, quindi molto più giovane di me sicuramente, ne ho 51. Quindi lei avrebbe diritto ad una sua dignità, ad una vita diversa. Ascolta, cosa vuoi dire alle istituzioni? Cos'è che chiedi? Chiedo una qualità di vita diversa per Maria. Spero che Padova risponda, per tutta la famiglia. Spero che Padova risponda. Spero che Dio provveda, perché se gli uomini sono così capaci, magari Dio è superiore a tante attese che io vorrei vedere soddisfatte. Come vivono i ragazzi questa situazione? Con molta tensione, perché Samuele è molto intelligente, è molto capace, però reagisce da bambino, quindi qualche volta scatta. 11 anni. Anch'io lo vedevo ieri che era molto proteso sulla mamma ed era molto vivace ed era ugualmente attento alle esigenze della mamma. Io mi ricordo quando sono in ospedale che c'era anche Samuele. Come se me lo ricordo anche. Ecco, e quando io sono entrata nella stanza di Maria e lui non poteva entrare perché non poteva, voi dovreste vedere gli occhi di quel bambino che sperava in tutte le maniere di poter vedere la sua mamma. In tutti i modi. Voleva aiutare in tutti i modi. Allora, ecco qua. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta che noi ti consegniamo. Non avrei mai voluto un aiuto simile, volevo farcela da solo, però così è, così. Finché Maria non riprenderà, finché io non riuscirò a essere autonoma per tutte e quattro. Cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Un grazie per la vostra solidarietà che è sempre forte, pulsante, determinante per esigenze nostre e di altre famiglie. Vi vedo molto spesso e mi riconosco nelle vostre capacità, nelle vostre attenzioni verso la solidarietà, che deve essere però una risposta di tutti, anche degli enti che vi dovrebbero ascoltare maggiormente, perché voi rappresentate delle eccellenze, dell'umanità che io vedo anche nei tuoi collaboratori. Allora, noi vi lasciamo con queste parole. Anche oggi è mercoledì, una giornata terribile per chi capisce veramente cosa vuol dire non aver niente, però andiamo avanti e sono sicura che ce la faremo. Ciao!